Ben ritrovati con Sveglia Trieste, buongiorno a tutti, buon mercoledì 3 aprile. Oggi saremo in compagnia di due ospiti. La prima sarà Michela Novell, presidente della quinta circoscrizione di Adesso Trieste, con noi dalle 8 alle 9. Il secondo, dalle 9 alle 10, sarà Alessandro Michelli di Forza Italia. Questi gli ospiti, ricorderemo anche più avanti nel corso della trasmissione. Andiamo alla pagina meteo. Quest'oggi sulla regione passerà un moderato fronte atlantico, domani affluiranno correnti occidentali in quota a tratti umide, in seguito si consoliderà l'anticiclone di origine africana con aria piuttosto calda per il periodo, soprattutto in quota. Per quanto riguarda oggi, al mattino cielo variabile, in giornata da nuvoloso a coperto con possibili piogge sparse in genere deboli, sarà possibile anche qualche rovescio temporalesco. Quota neve tra i 1.400 e i 1.700 metri circa, sulla costa vento debole o moderato da sud e la possibilità di pioggia sarà piuttosto bassa. Temperature tra i 9 e i 12 gradi le minime, 14-16 le massime. Per domani cielo in genere variabile, al pomeriggio possibile maggior nuvolosità sulle prealpi dove saranno anche probabili delle deboli piogge. Sulla costa vento moderato in prevalenza da sud-ovest, temperature minime previste per domani 10-13 gradi, massime 15-17 gradi centigradi. Andiamo a leggere il piccolo di quest'oggi, mercoledì 3 aprile, cambia lo smart working, sono finite le agevolazioni, ma le grandi aziende triestine e la regione mantengono la rotta, l'eredità della pandemia tra nuove regole e ritorno alla normalità. La foto al centro, la rinascita di Piazza Goldoni tra riaperture e residenze dopo una serie di episodi di cronaca poco incoraggianti. Da Piazza Goldoni arrivano segnali di rinascita, riaprirà l'ex Crane Café e a Ponte della Fabra tornerà a essere abitato Palazzo Georgiadis. Questa è la foto del palazzo di Piazza Goldoni. Il taglio alto, ragazza salvata sotto la valanga, finanziere la estratta dalla neve, a pagina 11 il dettaglio. Una bimba serba è sparita nel nulla, le ricerche si sono concentrate anche in Austria e non si trova ancora la piccola. Raid israeliano, uccisi a Gaza 7 operatori umanitari. Stati Uniti e Gran Bretagna chiedono chiarezza, 7 operatori umanitari tragicamente uccisi a Gaza e il bilancio di un attentato israeliano compiuto da un drone su 3 veicoli del World Center Kitchen. Netanyahu ha bisogno di questa guerra, scrive Renzo Guolo, il business che ostacola la difesa dell'Unione Europea. Perché tanta ritrosia nell'affrontare a livello europeo il tema della difesa a 70 anni dal fallimento del progetto della CED, si chiede Giorgio Perini. Le altre notizie, sprecata un'occasione di equilibrio, tornando allo smart working, dal 1 aprile il lavoro agile non è più un diritto rafforzato per lavoratori e lavoratrici cosiddetti fragili. Come noto, il lavoro agile è figlio dell'innovazione digitale, come tale veicola imprevedibili opportunità nonché altrettanti rischi vecchi e nuovi. Altro argomento, i pensionati ora puntano su Grecia e Canarie, gli assegni pagati dall'INPS all'estero dopo la fine del sogno Portogallo, trasferirsi all'estero per godersi gli anni della pensione è ancora conveniente. Secondo i dati raccolti da Expatria, società di consulenza pordenonese che accompagna le famiglie nei vari passaggi da compiere, una famiglia su 10 è intenzionata a spostarsi all'estero. La Grecia e le isole Canarie sono in prima linea tra le mete scelte dai pensionati. Ex Pavan, un attivista, sale sulla ruspa e blocca il cantiere, ne parleremo anche dopo con gli ospiti. Il rimando di Giampaolo Sarti a pagina 21, addio a Zanfagnin, assessore Conigli e dirigente del Verdi, e viene ricordato a pagina 23. La macchina Sapiens di Cristianini, la presentazione del saggio del docente goriziano alle pagine 30 e 31 del piccolo di oggi. Torniamo sul web, tolta la pagina meteo, guardiamo la prima pagina del Corriere della Sera. Portavano cibo, uccisi a Gaza, un drone colpisce 7 volontari, Israele ammette l'errore, gli Stati Uniti dicono bisogna indagare, l'Iran promette ritorsioni dopo l'attacco a Damasco, l'ONU vuole evitare l'escalation, la crisi, gli affari, riparte il dialogo
Tra Biden e Xi Jinping tornano dunque a parlarsi per telefono dopo l'incontro di San Francisco dello scorso novembre, ma nell'agenda di Washington e Pechino non mancano i distinguo. La Cina avverte che Taiwan è una linea rossa che non va superata. Gli Stati Uniti preoccupati per la collaborazione della Cina con Mosca, motivo anche dell'incontro tra i due. Gratis oggi e domani le prime pagine storiche del Corriere della Sera e poi le statue sessiste sulle donne nel saggio di Montanari. Un'idea più forte di Europa, riporta Ernesto Galli della Loggia, gli Stati e l'Unione nel suo articolo di fondo. L'avviso di Urso a Stellantis, l'incontro su Melfi, abbiamo dato, tocca ora all'azienda, ha detto il ministro. Elezione diretta del Premier, primo via libera in Senato, la riforma in voto in Commissione, dal Senato il primo via libera all'elezione diretta del Presidente del Consiglio. La Lega scarica Mosca, il rapporto è cambiato, il Carroccio, accordi non valgono più. La Lega cambia strategia, adesso gli accordi con la Russia non valgono più, secondo il Carroccio. Clima. Da Torino a Palermo, Roma avverte sui rischi per le persone deboli, cieli gialli per 4 giorni, mai così tanta sabbia, cieli gialli e neve rossa. L'effetto Sahara colpisce l'Italia e da nord a sud scatta l'allarme polveri, fenomeno più intenso del solito, sottolinea il CNR, rischi per i soggetti con patologie respiratorie che potrebbero incorrere in infiammazioni polmonari. Violenza di gruppo, minaccia alla vittima, ritira la querela a Palermo, un giovane denunciato un mese prima dello stupro di gruppo di cui è rimasta vittima a Palermo sarebbe stata avvicinata da una minorenne che avrebbe cercato di violentarla, solo la sua reazione pronta spruzzò uno spray peperoncino, la salvò. Poi la querela contro il ragazzo che in seguito l'ha avvicinata con la madre e minacciata se non avesse ritirato la denuncia. A pagina 13 ci sono i dettagli di questo articolo. Un decalogo per salvare i ragazzi dall'ansia social, riti e familiari, pranzi con i figli, giochi. La generazione ansiosa, così il titolo di un libro dello psicologo americano Jonathan Haidt, che indica un decalogo per insegnare ai figli come gestire l'ansia nell'era dei social. E si intitola Puppets, il titolo del caffè di Gramellini, che come sempre chiude la prima pagina del Corriere della Sera. Torniamo al piccolo, andiamo all'interno, sfogliando dunque le pagine dalla seconda in poi. Questa è proprio quella dedicata alla smart working. Niente addio allo smart working, da lunedì lo stop alle agevolazioni, ma le grandi aziende mantengono la rotta, l'occupazione in Friuli Venezia Giulia, qui il Palazzo del Generali sulle rive, ma anche l'ingresso di Fincantieri e uno sportello Unicredit. Accanto una bimba con la chitarra e la madre che nell'immaginario del contesto sta intanto lavorando da casa. Le grandi aziende del Friuli Venezia Giulia si sono mosse per tempo, il lavoro agile è un modello ormai consolidato e apprezzato dai piani alti e dai lavoratori e non si torna indietro, tanto che lo stop da lunedì 1 aprile all'agevolazione che era stata introdotta con il decreto rilancio del maggio 2020 per persone fragili e genitori con figli minori e poi ripetutamente prorogata non ha impattato su gruppi che hanno nel frattempo costruito un percorso mirato di smart working d'intesa con le parti sindacali. Fincantieri lo ha fatto nell'estate del 2023 con un'adesione dei lavoratori pari all'85% al nuovo modello organizzativo integrato nel più generale Work for Future, pensato per rafforzare gli strumenti di conciliazione vita-lavoro. E questo è solo un esempio, poi ci sono tante altre aziende grandi in particolare in tutta la regione che si sono adoperate per regolare il proprio statuto con il lavoro agile. Persa un'occasione per bilanciare le esigenze di fragili e aziende. L'analisi della docente di diritto del lavoro Marina Brollo, docente di diritto all'Università di Udine, che dice manca il tema dell'approccio sostenibile dell'organizzazione. Il problema non sono tanto le grandi aziende che si possono permettere anche una gestione standardizzata del modello di smart working per tutti, ma le piccole aziende che a volte anche per l'idea dei proprietari, degli imprenditori è visto come uno strumento troppo moderno e non efficace.
Negli uffici delle regioni quasi un dipendente su due è ancora in modalità agile. Roberti punta a rafforzare ulteriormente il sistema. Nel pubblico garantisce più efficienza. In comune a Trieste è coinvolto il 35% del personale, a Udine è in arrivo un regolamento ad hoc. In realtà, come Generali, Allianz e Fincantieri hanno consolidato e potenziato il modello, tanti gli strumenti offerti in chiave di conciliazione casa-lavoro. Dal 1 settembre del 2022 tutti gli addetti di palazzo, fatta eccezione per i dirigenti, hanno potuto aderire. Le modalità sono state definite dalla Giunta Fedriga sulla base di un'intesa raggiunta con i sindacati di comparto. La fascia di attività standard va dalle 7.30 alle 19.30 con obbligo di garantire contattabilità dalle 10 alle 12. Andiamo ad altro. Uccisi 7 operatori umanitari a Gaza. Israele, è stato un tragico incidente. La squadra dell'ONG World Center Kitchen viaggiava su 3 auto centrate in pieno dai razzi. Stati Uniti e Inghilterra si dichiarano indignati. Il governo di Netanyahu faccia chiarezza, rispetto del diritto umanitario e tutela dei civili sono prioritari, ha detto il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. Zomi, Damian e le altre vittime, il loro impegno per i più deboli. Sono morti a Delar Ballah dopo aver scaricato più di 100 tonnellate di aiuti per i civili. Con loro sale a 196 il numero di volontari morti a Gaza. Per Andres, fondatore dell'organizzazione per cui lavoravano, erano degli angeli. E questo è stato, come detto, un incidente, secondo Israele, che ha fatto partire i razzi che poi hanno colpito il convoglio. Biden e Xi Jinping tornano a parlarsi, ma è gelo su Mosca e Taiwan. Lunga telefonata tra i due leader, tra i temi l'intelligenza artificiale, il clima e i cyberattacchi. La Casa Bianca teme per il sostegno a Putin. Il dragone dice Taipei, la nostra linea rossa, e questo è un monito piuttosto importante lanciato dalla Cina in questo colloquio con gli Stati Uniti. Chiaramente le rappresentanze sono quelle dei due presidenti, con Biden da una parte, Xi Jinping dall'altra. Dopo il raid a Damasco, l'asse tra Iran, Cina e Russia si rafforza e sale dunque l'allerta. Queste le conseguenze anche degli accordi parlamentari. E Patuanelli il più presente in aula, Matteoni e Tubetti dietro. La situazione rilevata dalla piattaforma Open Policy tra i senatori del Friuli Venezia e Giulia, quote vicine al 90%, percentuali più basse tra i deputati. La situazione a livello nazionale. I deputati e senatori, i meno assidui a livello nazionale, fa sapere Open Policy, tra gli assenteisti della Camera l'ex leader della Lega Umberto Bossi, cui problemi di salute sono ben noti, non ha praticamente mai partecipato ai lavori. Lo stesso vale per il collega di partito Antonio Angelucci. Tra i meno assiduamente presenti figura anche il presidente della Commissione Esteri Giulio Tremonti, che vediamo in questa piccola foto, la forzista Marta Fascina e il presidente del Copasir, il Dem Lorenzo Guerini. Sono quindi le persone meno presenti. Cosa dice invece l'indice di forza? La presenza femminile in Parlamento è di 209 donne, il 33,6%. Dietro Giorgia Meloni, le donne con indice di forza, mostra la distribuzione della rilevanza dei politici sulla base degli incarichi che ricoprono. Dicevamo l'indice di forza più alto sono la ministra del lavoro Marina Elvira Calderone, la collega del turismo Daniela Santanchè, la prima esponente donna che non ricopre incarichi di governo, alla 37esima posizione la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli di Forza Italia. A Montecitorio, a Palazzo Madama, la media di partecipazione risulta più alta rispetto a quella registrata alla Camera, tanto che tra i senatori con la percentuale di presenze più bassa c'è anche la capogruppo del Partito Democratico Simona Malpezzi, che conta però il 61,9% delle votazioni. I meno presenti figurano Franco Mirabelli del Partito Democratico a quota 4,8%, Guido Castelli e Claudio Borghi della Lega. I nomi più noti sono quelli di Carlo Calenda, 53,8% di presenze, e di Matteo Renzi al 55,5%. Tra invece i più presenti, e lo vediamo anche dalle statistiche,
Nicole Matteoni, che è anche consigliere a Trieste in comune, nonché segretaria provinciale di Fratelli d'Italia, ha praticamente garantito una presenza quasi totale, 95,2% di presenze ai lavori, indice di Camera di forza alla Camera è di 155 come posizione. A parte Matteoni seguono De Monte, Pizzimenti, Panizzutto, Elo Perfido, Serracchiani, Rizzetto e Gava. Questi sono gli eletti nella circoscrizione del Friuli Venezia Giulia. Quelli nelle altre circoscrizioni e che possono avere una valenza anche territoriale sono Cuperlo e Rosato, entrambi triestini, con Cuperlo all'85,4% delle sue presenze, Rosato ben sotto al 36,3%. Fra i senatori Tubetti, Dreosto, Roic e Ciriani, con i primi tre al 94,9, 94,5, 92,3%, Ciriani, che però va detto è anche ministro, al 34,7%, gli eletti in altre circoscrizioni, Menia al 91,2% e Stefano Patuanelli, che praticamente è stato quasi sempre presente, 99,2%, la media della sua presenza ai lavori d'aula. Mirante accelera sullo sviluppo del sistema dell'intermodalità, avviato il confronto per la creazione di una cabina di regia tra operatori, qui uno scorcio dell'interporto di Fernetti. Il Premier dalle urne e con nuovi poteri, in commissione arriva il primo via libera al Senato, ok all'emendamento del governo all'articolo 3, opposizioni all'attacco, mentre resta il nodo della legge elettorale. In questo schema il percorso della grande riforma voluta dal governo Meloni. Del Mastro il caso Cospito, parte civile, 4 dem nel processo al sottosegretario, ancora politica, la Lega si difende, l'accordo con i russi non ha più valore, le mozioni di sfiducia con Matteo Salvini, ospite a Belve. Costa d'Avorio e Ghana, missione in Africa per il capo dello Stato, fra cooperazione ed energia, la visita di Mattarella in Africa. Le notizie di attualità da Udine alle isole Saronicco, una decisione programmata da molti anni. Roberto Maddalozzo insieme alla moglie Patrizia ha coronato il sogno della coppia di andare a vivere all'estero. Quelli che se ne vanno, pensionati e paradisi fiscali, in Portogallo il sogno è finito. Roberto Maddalozzo, come abbiamo visto prima in foto, il minimo errore avrebbe precluso la richiesta per ottenere la defiscalizzazione. Si fa dunque una trafila di burocrazia, di documenti per poi poter ottenere il nulla osta. Il riscaldamento qui non serve, è sempre mite, la nuova vita a Lanzarote di Alessandra, la scommessa vinta alle Canarie. Alessandra Butti, pensionata, che vive a Lanzarote come scelta anche per una fiscalità di vantaggio. Grecia al primo posto, per 15 anni tassazione al 7%, il costo della vita tra i più bassi d'Europa, affitti a 500 euro mensili. In Croazia la vita costa poco, sulle utenze energetiche risparmi il 10 e il 15%, ideale per investimenti sul mercato immobiliare. Tunisia, presa di mira dagli ex dipendenti pubblici, le tasse si pagano solo sul 20% della pensione, queste le stime intanto di questi paesi. Ancora attualità, siamo alla cronaca. Spari in una scuola di Helsinki, a 12 anni uccide un compagno, le indagini della sconcertante vicenda sono in corso, non è chiaro il movente, il bambino ha utilizzato l'arma presa da un parente con un regolare permesso. Finlandia sotto shock per quanto accaduto. L'istituto è a Vanta, nei sobborghi della capitale, e ha 800 studenti e 90 impiegati. Polizia finlandese è intervenuta sulla scena della sparatoria scolastica. Aveva 12 anni da poco compiuti il bambino colpito a morte. A premere il grilletto è stato un altro bambino, anche lui dodicenne, altri 2 studenti coetanei sono feriti gravi in ospedale. La Finlandia è sotto shock dopo la sparatoria avvenuta in un istituto scolastico a Vanta, nei sobborghi della capitale. Il paese è sgomento per la giovane età delle vittime e per quella del killer, che avrebbe preso l'arma da un parente stretto. Per questo motivo non sarà trattenuto in custodia ma consegnato ai servizi sociali dopo l'interrogatorio. Tragedia del lavoro a Istanbul, 29 morti, l'incendio nel cantiere per la maxi discoteca, sono 29 infatti gli operai turchi che
si trovavano all'interno del Masquerade, un esclusivo locale notturno, un quartiere della sponda europea di Istanbul. Sulla strage Putin insiste, troveremo i mandanti, leva a 25 anni in Ucraina tra Mosca e Kiev, un po' di punti riassunti in questo articolo, con Putin che continua a insistere sui mandanti di quanto accaduto proprio in Russia con quell'assalto terroristico dove morirono molte persone, leva invece a 25 anni in Ucraina per rimpolpare le file dell'esercito. Trump paga la cauzione per gli asset gonfiati, il re dei mutui in aiuto, gli slalom del tycoon che lotta su due fronti, quello politico nella sfida alla presidenza degli Stati Uniti con Biden e quello legale per le sue vicende personali. Montagna, valanga sulle vette sopra Misurina, salvata una 14enne, la ragazza di Forni era in gita con il CAI, è rimasta sepolta sotto 1 metro di neve, fortunatamente solo per pochi minuti. Il soccorritore originario di Forni a Voltri, esattamente come la ragazzina di 14 anni che ha tratto in salvo il maresciallo Cristiano Romanin, il militare della stazione del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Auronzo a Forcella della Neve, ieri si trovava nella zona della frana per un addestramento sci alpinistico e quindi è stato anche preziosissimo il suo intervento a salvare la ragazza. Andiamo a collegarci con la sala operativa della polizia locale per il consueto punto riguardo ai fatti, o meglio agli eventi in calendario per oggi e eventuali segnalazioni della nottata. Buongiorno all'ispettore capo Lionello Schillani che è con noi in linea. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Prego. Allora, la notte è trascorsa tranquilla, solo interventi di routine, nulla di particolare da segnalare da questo punto di vista. Al momento il traffico è scorrevole, non abbiamo interventi in atto, andrà via aumentando, ma non prevediamo particolari picchi di traffico per la giornata odierna. Per quanto riguarda l'agenda dei lavori, che anche oggi è ben fornita, iniziamo a ricordare che da ieri è stata chiusa la piazza Benco, chiusura per lavori della Cegas, questa chiusura andrà avanti per circa 60 giorni, inoltre oltre ai divieti e agli sgomberi effettuati ieri, c'è stata appunto la chiusura della strada e l'inversione del senso di marcia in via degli Artisti per poter permettere l'accesso in via del Monte, quindi da via Donota si transita nel senso unico verso via del Monte, quindi invertito il senso di marcia, a fare attenzione. Inoltre da ieri è stata chiusa la via Pagliarici da salita di Guardello per lavori a Cegas, un tratto a fondo cieco, riguarda per lo più i residenti, ma faccio appunto presente di questa chiusura. Nella zona di Opicina è stata chiusa la via degli Alpini e da via di Prosecco, anche qui chiusure e divieti da ieri sempre per lavori a Cegas. Ricordo inoltre che è stata chiusa anche la via Bellavista e il tratto finale per accedere a Banne, quindi non si riesce a accedere, anche qui la chiusura è dovuta appunto a uno scavo urgente a Cegas. Inoltre ricordo ancora che la via salita di Contovello è stata chiusa da viale Miramare, qui per permettere dei lavori di asfaltatura per la messa in sicurezza dell'asfalto, dei cubetti di porfido che si erano staccati nei giorni precedenti, anche qui lavori andranno via un paio di giorni. Ricordo che ancora oggi ci sono dei lavori di potatura in via Mameli e via dell'Eremo, quindi fare attenzione ai divieti che sono stati posti al cestello mobile con gli operai appunto che operano in zona. Ultima chiusura, è un carnet abbastanza cospicuo, è stata chiusa ieri la via di Cereria dal Civico 68 per uno scavo urgente, questa chiusura invece vige dalle 9:17 per permettere appunto i lavori, viene riaperta ultimati questi. Altre cose non ci sono, al momento è restituire la linea. Grazie all'ispettore capo Schillani, buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a lei e a tutti i telespettatori. Andiamo avanti con le notizie del quotidiano Il Piccolo. Massi crollati sull'autostrada A23, previsti 20 giorni di lavori, di interventi di messa in sicurezza del tratto tra Carnia e Pontebba. Proseguiamo con le pagine. Litiga per un parcheggio e spara al rivale. L'aggressione vicino a Spalato, un pregiudicato a 54 anni ha aperto il fuoco contro un uomo di 46, poi ha colpito con l'accetta un soccorritore. 3 i colpi di pistola che hanno raggiunto la prima vittima, le sue condizioni sono critiche.
Questa è la foto poi degli inquirenti sul luogo dell'aggressione. Bimba serba di 2 anni sparita nel nulla, ricerche in tutti i Balcani e anche in Austria. Danska stava giocando in un prato con la mamma, poi è scomparsa. L'Interpol batte anche la pista viennese. Un caso Denis Pipitone in Serbia, ma tutti nei Balcani si augurano una conclusione ben diversa da quella della piccola di Mazara del Vallo scomparsa nel 2000 e mai ritrovata. È quello che riguarda Danka Ilic, che è di neppure 2 anni, bimba sparita da giorni, una scomparsa che sta tenendo col fiato sospeso ormai non solo la Serbia ma l'intera regione e ora anche l'Austria, eppure l'Interpol si è mobilitata per trovare la bambina. La piccola è svanita nel nulla martedì scorso, poco prima delle 14, mentre con la madre si godeva il bel tempo in un prato a Baniskopolie, un paesino non lontano dalla cittadina mineraria di Bor, nella Serbia orientale. Viviamo vicino a Bor, l'avevo portata a Baniskopolie per passeggiare un po' e svagarsi, ha raccontato a caldo la madre di Danka, Ivana. Mi sono girata un attimo e lei non c'era più, ho chiamata ma non ha risposto, ha aggiunto la donna. Al momento della scomparsa la bambina portava una giacca color oliva, pantaloni viola e scarpe nere, ha i capelli castano chiaro, occhi marroni ed è alta 85 cm. Il primo messaggio d'allarme lanciato dalle autorità serbe attraverso il sistema cosiddetto Amber Alert, pensato appunto per dare una mano a trovare minori scomparsi, è stato utilizzato per la prima volta nel paese balcanico proprio per questa bimba. Un'altra segnalazione porta in Montenegro e non mancano purtroppo le azioni di disturbo dei mitomani e quindi anche le verifiche di false segnalazioni stanno facendo perdere tempo a chi invece è alla ricerca della bimba. Il Passer esce di strada, morti 7 migranti, ennesima strage in Albania, lo schianto nella valle del fiume Vjosa a poca distanza dal confine con la Grecia. Il Papa cambia le regole per il rito funebre, niente catafalco sul quale esporre il corpo a partire proprio dalle sue esequie, attacco a Gainswain, segretario di Ratzinger, le anticipazioni di un libro intervista che esce oggi in Spagna. Sciatore di 15 anni morto a Zermatt sotto una slavina in Svizzera, il giovane di nazionalità americana è una delle 3 vittime provocate dal distacco di una valanga. Indagati i 14 proprietari per i 2 ragazzini morti, il crollo del casolare a Nuoro. L'abusata dal branco, di nuovo minacciata, aggredita per ritrattare, lo scorso 7 luglio aveva subito uno stupro di gruppo a Palermo in un anfratto del Foro Italico vicino al porto, un cantiere abbandonato dove 7 ragazzi l'avevano condotta di notte per abusare di lei. Lunedì la ventenne, che aveva denunciato i suoi violentatori, ora è in carcere, è stata affrontata da un giovane e dalla madre del ragazzo dopo che da un bar di via Macheda si era spostata nel vicino rione di Ballarò in compagnia del suo fidanzato. L'hanno minacciata con un coltello e poi trascinata a casa dei 2. La ventenne, interrogata nel corso dell'indagine dello stupro, aveva rivelato agli inquirenti di essere rimasta vittima di un'altra violenza subita prima di quella notte da incubo della scorsa estate, e questo aveva portato i magistrati ad approfondire la questione e procedere d'ufficio contro il giovane, lo stesso che ha provato a vendicarsi di lei. Il fidanzato della ragazza, anche lui minacciato, attorno alla mezzanotte è corso ad avvertire i carabinieri di Piazza Verdi e poco dopo i 2 aggressori si sono presentati nella stessa caserma. La procura ha aperto un fascicolo per violenza privata, ma gridavano "ti ammazziamo" mentre mi picchiavano e mi portavano a forza a casa loro, ha raccontato la giovane ai carabinieri. Il fidanzato così ha descritto i momenti di paura: ci hanno puntato un coltello, sono stato immobilizzato, volevo chiamare le forze dell'ordine, ma anche le persone che si trovavano in piazza me l'hanno sconsigliato perché quel ragazzo era armato e poteva avventarsi su di lei. Partono le procedure per i primi espropri per quanto riguarda il ponte sullo stretto, e poi le notizie, o meglio gli articoli di commento. Netanyahu: serve questa guerra, scrive Renzo Guolo, prima gli affari, poi la difesa dell'Unione Europea, invece è il messaggio di Giorgio Perini in questo articolo. A pagina economica, Confindustria al voto, la sfida Garrone-Orsini, si gioca su governance, Unione Europea e piccole e medie imprese. Domani il verdetto del Consiglio generale sulla successione a Bonomi.
Cosa cambia in Viale dell'Astronomia se viene scelto uno o l'altro dei due candidati, Orsini e Garrone, e i programmi a confronto sono riassunti in questa pagina con questo quadrante che fondamentalmente elenca i punti dei programmi dei due. Tariffe, aeroporti 2030, la tassa d'imbarco altera la concorrenza, appello a governo e Parlamento, qui l'ingresso dell'aeroporto di Trieste. Domori cerca il rilancio, il 2024 anno di svolta, Polo del Gusto, Riccardo Illi, l'esercizio scorso l'azienda ha pagato il caro cacao, pronto il nuovo stabilimento, accordo di distribuzione con Rothschild Heritage. OVS firma l'intesa per comprare Golden Point nel mercato dell'abbigliamento. OVS, facendo seguito a una precedente lettera di intenti, ha sottoscritto un accordo vincolante di investimento con l'obiettivo di giungere in più fasi al controllo e quindi al 100% di Golden Point. Noi ci dobbiamo fermare per la pubblicità, torniamo tra poco andando a completare la lettura del quotidiano Il Piccolo, ci vediamo tra qualche minuto. Proseguiamo con la rassegna stampa di questa mattina, sempre dal Piccolo. Governo in pressing sul gruppo Stellantis. Noi abbiamo dato, adesso tocca a voi. L'azienda conferma i 5 modelli elettrici da produrre a Melfi, sindacati sulle barricate. A marzo immatricolazioni al meno 3,7%. Le vendite di auto in Italia da inizio anno 451.261, più 5,7% sul primo trimestre del 2023. Le nuove immatricolazioni a marzo 2024 162.083, meno 3,7% rispetto allo stesso mese del 2023. La fonte è il Ministero dei Trasporti. Il gruppo Stellantis da inizio anno 150.280 veicoli, più 4,2% sul primo trimestre dell'anno scorso. Nel mese di marzo del 2024 52.125, con un meno 11,9% rispetto al marzo del 2023. La quota di mercato è scesa dal 35,1 al 32,1%. La fonte in questo caso è l'ANSA. Lo scontro su team Vivendi diserta Palazzo Chigi, l'emergenza, morti sul lavoro più 19% in 2 mesi. Andiamo a Trieste, nuovi locali residenti, così Piazza Goldoni prova a dare la svolta nonostante fatti di cronaca recenti, incluso un'aggressione con arma da taglio proprio ieri nelle vicinanze. La zona registra il rilancio dell'ex Crane Café e l'acquisto di case. Questo è uno scorcio di Piazza Goldoni, la proposta della targa celebrativa con le immagini. Risse sedate dai poliziotti nei giorni scorsi, ha detto il presidente dell'Unione degli Istriani Massimiliano Lacota, la sede è proprio lì vicino, fondamentalmente il portone dopo il fast food lì presente. Ferito un giovane di nazionalità straniera, soccorso dal personale di 118 a insediarsi negli storici spazi della famiglia Rovis, sarà la società del caffè Stella Polare. La mobilitazione, ex Pavan, attivista blocca il cantiere salendo sulla ruspa, sospesi i lavori in via Frausin dopo la contestazione di ieri, incontro in comune il giorno 9, di Piazza ha detto avanti con il progetto. Facciamo il riassunto della giornata di ieri con il servizio di Gianluca Paladin. Come vedete c'è una persona, Federico, che continua a essere là sopra sulla gru, proprio per evidenziare la sua protesta, si copre col casco e con i guanti. Come va là sopra? Tutto bene? Lei non soffre di vertigini? Erano le 7:30 quando stamattina un attivista del comitato Insieme per San Giacomo si è arrampicato sulla cima della ruspa per manifestare contro l'abbattimento dell'ex Pavan. I lavori dovevano iniziare oggi. Dopo le proteste dei cittadini presenti davanti al cantiere è giunta la notizia che l'assessore ai lavori pubblici del comune di Trieste, Elisa Lodi, riceverà la presidente della quinta circoscrizione, Michela Novel, e il portavoce del comitato Insieme per San Giacomo, Matteo Antonante, per parlare dei lavori. L'incontro è previsto per martedì prossimo. Il 27 marzo l'avvocato Ventura ha diffidato il comune perché si sta procedendo alla demolizione di un edificio storico
senza che sia stata approvata la variante urbanistica in consiglio comunale. Abbiamo fatto un presidio, ok, perché siamo stufi di come siamo trattati. È un anno che tentiamo in tutti i modi possibili di instaurare un dialogo, un confronto. Giù le mani dall'ex Pavan, eccolo qui il telo messo qui, affissato qui per appunto ribadire le varie ragioni. Stanno facendo una porcheria non rispettando le leggi che si sono dati. Non abbiamo ancora ricevuto risposta, chiedevamo semplicemente in maniera molto civile delle garanzie perché questo spazio, il giardino dell'ex Pavan, fino a dicembre è stato utilizzato delle scuole. Tentiamo di bloccare la demolizione perché non siamo stati interpellati come circoscrizione, non abbiamo mai visto il progetto, abbiamo invitato un sacco di volte l'assessora e l'assessora ogni volta ci dice che il progetto non è pronto, non abbiamo ancora discusso e visto nulla, la cittadinanza non è stata interpellata, quindi non si può fare questa cosa. Ecco. Il capocantiere non esiste, il responsabile della sicurezza non è indicato. Quindi questo è un cartello al di là della normativa esistente, secondo me. Poi questo dovrebbero appunto deciderlo, dovrebbe deciderlo la polizia edilizia, che è stata chiamata e non è ancora intervenuta. E infatti la polizia locale è arrivata, chiamata dagli stessi manifestanti, per verificare presunte irregolarità nel cantiere. Sul posto anche polizia di Stato e carabinieri per questioni di sicurezza. Poi ecco arrivare i vigili del fuoco, in caso l'attivista avesse avuto bisogno d'aiuto per scendere. Niente da fare, Federico è sempre rimasto sulla ruspa, nello zaino cibo e acqua per resistere il più possibile, mentre gli agenti della polizia locale procedevano con le rilevazioni. Leggiamo alcune mail su quelle che sono le situazioni dell'ex Pavan. Fermare un cantiere ha notevoli costi, poi la ditta che li paga a partire dagli avvocati. Formerete, pagandoli, un nuovo comitato o pagherete ognuno per sé? Lo sgomento nella cittadinanza di fronte a persone che screditano gli addetti ai lavori pubblici, bisogna avere le prove di quanto si dice, altrimenti è calunnia contro gli aggressori e il sindaco. Inoltre la mobilitazione delle forze dell'ordine che si sono allertate per scongiurare atti terroristici. Pensavo che i cittadini, grazie a una nuova cultura, sapessero difendere i propri diritti, ma mi sbagliavo. Mentre credette di cavalcare l'Ursus, era comunque inquadrato e sotto tiro dalle telecamere di Tele4. Scusate la triste battuta, scrive un'altra telespettatrice. Ancora, seppur molto contraria ai parcheggi selvaggi, dirò sinceramente che il parcheggio è stato per me, che vengo da lontano, una manna: biblioteca, bei negozi, bar con alberi maestosi, la bellissima chiesa. Perciò pensate, San Giacomini, che protestate senza avere i permessi dalla questura e mettendo in allarme i servizi antiterrorismo, che hanno lavori più importanti piuttosto che dei simulatori di tragedie umane imminenti. Fortuna che viene il Papa che ci darà la benedizione. Ancora una mail che però parte, sì, opere pubbliche. Buongiorno, opere pubbliche no se può. Ad ascoltare quotidianamente i membri della sinistra e i comitati spontanei, che sappiamo bene di spontanei non hanno niente, essendo manovrati dalla sinistra e dai 5 Stelle, consiglierei al PD di cambiare l'acronimo e trasformarlo in PDN, ossia il partito del no. Ai 5 Stelle invece, per evitare l'ennesima brutta figura, di chiudersi in un dignitoso silenzio che potrebbe sollevare dubbi ma eviterebbe certezze, come diceva Oscar Wilde. A prescindere di cosa e dove, a sinistra non sanno che esprimersi solo con il monosillabo no, no a tutto. Patetica ieri l'opposizione alla demolizione del fatiscente edificio conosciuto come ex Pavan, con tanto di persona appollaiata sulla ruspa in cerca di 5 minuti di notorietà. Cosa credono si possa fare di un'area dismessa a rischio crollo, farla frequentare da bambini, anziani o peggio, destinarla ai barbari invasori, o perché no trasformarla in un centro sociale con tanto di pusher H24? Per favore finitela di dire assurdità spacciandole per verbo di civiltà. Voi cercate solo i voti effimeri di chi usa le scorciatoie del ragionamento. A sinistra non sanno cosa vuol dire creare, solo l'opporsi sempre e comunque a tutto e nel loro DNA, scrive Piero, molto duro con le proteste di questi giorni e di ieri in particolare. Ce ne sarà una probabilmente anche questa mattina. E Gianluca Paladin, Andrea, sul posto nuovamente. Una mail dell'amico Giorgio Marchesic in attesa, buongiorno carissimo Bernardo, in attesa di tornare ospite a Sveglia Trieste voglio segnalarti che oggi ricorre la festa della patria del Friuli,
Questo deve essere di sprone e di auguri ai politici regionali di proporre in questa regione virtuale denominata Friuli Venezia Giulia 2 province autonome, quella appunto del Friuli e quella di Trieste, del territorio di Libero di Trieste, come lo prevede la legge italiana. Cordiali saluti, Giorgio Marchesic, a cui dico che ci sentiremo presto anche per riaverlo qui con noi in studio. Abbiamo una telefonata, probabilmente già adesso. Buongiorno. Sì, buongiorno, io sono una residente di Via Frausin. Sì. Salve, guardi, allora io vorrei intanto dissociarmi dall'azione di questo comitato, non rappresenta San Giacomo, vorrei precisare questo, queste sono persone che si sono inventate la rappresentanza di un intero quartiere, quando quello che rappresentano è solo la scuola slovena, che per carità hanno tutti i diritti i bambini di avere uno spazio verde, uno spazio dove fare palestra, che tra l'altro gli è stata offerta più volte, perché sono andati anche a vedere, a visionare la palestra della scuola Duca d'Aosta che gli era stata offerta in questo periodo, e hanno rifiutato con l'assurda motivazione che i tetti sono troppo bassi per le attività che devono fare loro. Poi era stata offerta la collaborazione con l'Artistico 81, e tra l'altro sono genitore di una bambina che va lì, l'Artistico 81, e hanno raccontato delle pancane che non si possono sentire perché dicono che gli hanno negato gli spazi quando non si sono mai voluti organizzare con l'Artistico 81 e hanno declinato qualsiasi possibilità di dialogo con il presidente dell'associazione, dicendo che invece l'associazione gli voleva negare gli spazi, ma loro semplicemente sono arrivati a marzo dicendo allora noi domani veniamo con 30 bambini, e ovviamente se le attività sono già organizzate non è possibile fare una cosa del genere, quindi loro sono un comitato del no a tutto, si sono intestarditi su questo spazio che non è mai stato utilizzato se non in rari e sporadici eventi da nessuno. Noi San Giacomini non lo usiamo ed è uno spazio che vorremmo anche noi avere la possibilità di vivere, ma in quella maniera, come è organizzato, con un edificio a rischio crollo tremendo, non è possibile per noi sfruttarlo. Quindi bene che invece il comune lo stia riprendendo in mano, bene che si faccia una demolizione, bene che si costruisca un nuovo edificio che anche i bambini della scuola slovena potranno sfruttare. Cioè, come si fa a non capire una cosa del genere? Vorrei solo dire a questo comitato che non rappresenta San Giacomo, le firme che hanno raccolto saranno parenti e amici della loro scuola. Mi dispiace perché purtroppo è questo, ai San Giacomini non interessa questa lotta, noi siamo estranei a tutte le iniziative, vi prego teneteceli fuori. Tutto qui. Certo, grazie a chi ha telefonato anche per fornire uno spaccato differente rispetto a quanto abbiamo raccolto sul posto, dove ovviamente c'erano le persone che si sentivano coinvolte nella vicenda, che lo sentono con maggior ardore il futuro di quella struttura, però questa telefonata testimonia anche che c'è chi invece, pur vivendo e frequentando San Giacomo e le attività che ci sono nel rione, non aderisce a questa protesta del comitato, ma ritiene sia più opportuno che si prosegua con l'intenzione comunale, quella dell'abbattimento e quella della costruzione di un impianto sportivo. È ovvio che all'interno di una città, di un rione in questo caso, ci siano diverse sensibilità e quindi liberi tutti di poterci dire la propria opinione. In questa sede della nostra trasmissione le accogliamo tutte con egual dignità, purché l'esposizione non sia volgare, non trascenda anche in derive contro l'uno contro l'altro, che non giovano a un dialogo pacato come dovrebbe essere in una società civile, e ritengo che Trieste sia una società civile. Andiamo a leggere ancora nei dettagli di questa pagina il cartello, il giallo della data sui divieti di sosta. Ci si è accorti con sorpresa che sul retro di 2 cartelli mobili posti su via Frausin qualcuno ha attaccato un foglio con la scritta "Si prega di non parcheggiare per inizio lavori dalle 7:30 del 5 aprile, ordinanza 15/11/2023, lo fa notare il comitato. Come può un'ordinanza di 5 mesi fa aver stabilito che la chiusura dell'intera via per le demolizioni avverrà dal 5 aprile, con questo modo di agire il Comune denota confusione. Questo è il dettaglio riportato poi
all'interno di questa pagina del Piccolo. I fotogrammi della giornata con l'arrivo poi del sindaco di Piazza qui in questo scatto dove ci sono anche gli agenti della polizia locale. A capo il papà della Corsa della Bora, distretto del commercio, De Mottoni a Gorizia. L'incarico di manager del distretto del commercio città di Gorizia è affidato al triestino Tommaso De Mottoni, primo nell'apposita selezione. Ha a che fare De Mottoni con l'organizzazione della Corsa della Bora. Cambiamo argomento, addio all'ex sovrintendente Zanfagnin, si è spento lunedì a 85 anni, era stato per 2 volte assessore Conilli, sindaco e poi alla guida del Teatro Verdi. Aveva fatto carriera nella vecchia Stock, nel 2001 l'onorificenza di commendatore. Di Piazza dice vero professionista, anche Bassa Poropat, ex presidente della provincia, parla di lui definendolo un grande innovatore. Il ricordo del sindaco che lo indicò a capo del Lirico, lo apprezzavo. L'ex presidente della provincia lasciò un segno anche in comune. La nomina del 2006, qui le immagini dello stesso Zanfagnin, si è spento all'età di 85 anni. Otorino laringoiatria, il record della clinica del professor Tirelli a Cattinara, il maggior numero di interventi per tumori maligni, 146 pazienti nel solo 2022, buoni anche gli indicatori di qualità. Da tempo a Trieste si utilizzano tecniche minimamente invasive che permettono una ripresa rapida. Sempre notizie da Trieste, oltre 700 multe da inizio gennaio per sosta sulle fermate degli autobus, il dato diffuso dall'assessore De Gavardo. Fra i punti più problematici il capolinea della 64 a Opicina, in un anno 53 verbali, ora più controlli, è stato ribadito. Auto rosse a portata di click, il car sharing arriva in città, le prime Enjoy di Anylive a noleggio in zona università, le vedete, le auto rosse sono delle 500, anche a Trieste è arrivato Enjoy, il car sharing di Anylive, operativo dalla fine di febbraio, è già presente in diverse città italiane. Frieste, passaggio a livello in funzione a stretto giro, l'intervento da 100.000 euro metterà in sicurezza i convogli da Aquilina. In aula e a teatro per le scuole parte il progetto antibullismo presentato Bulli di Sapone, sono coinvolti in tutto 5.650 studenti delle medie di 11 istituti comprensivi. L'iniziativa prevede 2 incontri in classe e lo spettacolo del 10 aprile al Bobbio. Andreescu dall'hotel all'aiuto alle persone che vivono in difficoltà. Il presidente della locale comunità romena racconta come si lavora all'ascensore sociale, come lavora dunque l'ascensore sociale, l'ha detto Felix Andreescu, presidente della comunità romena, nonché imprenditore. Stalker prende a pugni l'auto della vittima e le morde la mano, arrestato dalla squadra volante della questura. Le notizie in breve, agenti con l'autovelox, c'è la mappa settimanale e poi contest scientifico, FamLab tappa in città venerdì al magazzino 26. Torniamo su questa notizia di questo stalker che ha preso a pugni l'auto della vittima mordendole poi la mano, nel dettaglio raccolto ieri dalla nostra redazione. Sentiamo il servizio. Stava prendendo a pugni i finestrini dell'auto di una donna che perseguitava da tempo nel tentativo di convincerla a farlo salire a bordo. E questo l'ennesimo episodio di violenza e persecuzione costato la libertà allo stalker, un 29enne originario del Libano. Il tutto ha avuto come teatro una centralissima via del Borgo Teresiano, a 2 passi da Piazza Sant'Antonio, dove sono intervenute in forze le volanti della questura di Trieste su segnalazioni di alcuni passanti. La donna, in stato di agitazione e con scoriazioni a un dito di una mano, aveva riferito che l'uomo le si era presentato chiedendo insistentemente di farlo salire a bordo, ma il suo diniego l'aveva minacciata pretendendo di accompagnarla a casa. Poi aveva provato a strappargli le chiavi dell'auto, non riuscendovi le aveva morso una mano. A quel punto la donna aveva chiesto aiuto ad alcuni passanti che avevano messo in fuga l'uomo. Lo stalker però da un numero privato le aveva telefonato nuovamente minacciandola qualora avesse riferito l'accaduto alla polizia. Qualche giorno dopo è stata presentata la querela per comportamenti persecutori.
I due si erano conosciuti anni fa per motivi di lavoro. Il 29enne libanese si faceva trovare in luoghi frequentati abitualmente dalla donna, che in breve ha capito che non erano incontri casuali. Poi lo stalker ha manifestato gelosia e tentativi di controllo, portando la vittima a bloccare qualsiasi contatto con lui. Le indagini sono state condotte dal commissariato di San Sabba, che ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Trieste su richiesta del PM titolare del fascicolo. L'indagato è stato chiuso al carcere del Coroneo. Leggiamo un'altra mail che abbiamo ricevuto. Buongiorno, abitando a San Giacomo, prima di fare tanto caos per l'ex Pavan, credo bisognerebbe preoccuparsi in primis delle continue risse e schiamazzi di ragazzini o del problema dei topi, ormai diventato un incubo. Sono problemi importanti da risolvere il prima possibile, scrive una telespettatrice. Proseguiamo con le notizie del piccolo, dalla nostra rassegna stampa, l'evoluzione delle stampe dal 1954 a oggi, i 70 anni dell'eliografia San Giusto. L'attività dal 1990 in via Torrebianca venne fondata da Valentino Bortoli. I primi clienti furono militari in forza al governo militare alleato. Alla geofisica Ferrante dell'OGS, la borsa di studio dello SCAR, la decisione dell'organizzazione internazionale che si occupa di avviare, sviluppare e coordinare i programmi di ricerca in Antartide. Ha vinto il premio nel settore geoscienze nel 2023 in missione sulla nave Laura Bassi. Qui la foto di Giulia Matilde Ferrante. Tra le tele di Van Gogh, il sogno di mamme e bimbi della Lucchetta, da Ucraina, Eritrea e Somalia, le famiglie accolte dalla Onlus, ieri in visita al Museo Revoltella. E qui la foto di gruppo. Sito paleontologico, il comune di Duino Orisina anticipa i fondi per costruire la rotonda nell'area. L'assessore veronese dice dall'avanzo ecco 800.000 euro. Sollecitazione di Romita di Alleanza per Duino a Orisina, la questione che interessa il villaggio del pescatore. Sgonico, che è la variante del piano regolatore, previste nuove aree agricole e conversioni di caserme. Buiolonga sul Mar e Parenzana, assieme anche quest'anno l'evento podistico in programma dal 19 al 21 aprile a Muggia, vede il campione paralimpico di tennis tavolo nuovamente come testimonial. All'uncinetto o in macramè, cerchi ornano tutta Muggia. Oggi la presentazione di questa manifestazione. Salute e medicina di genere, convegno del Soroptimist Club nel simposio qui immortalato in questo scatto. Accanto il Lions Host dona ai frati. Il Lions Club Trieste Host ha donato ai frati di Montuzza la somma raccolta tra soci e simpatizzanti per la mensa e le attività a favore dei bisognosi. Nella foto Silvia e Giorgio Sardot, promotori dell'iniziativa, Dennis Calabrese, presidente del Lions Club Trieste, host, e Fra Paolo, che hanno poi chi consegnato e chi raccolto questo assegno. Trieste, città della pace. Oggi ho scattato questa foto che mi pare rappresentare bene la nostra città multiculturale, amante della pace. Osserva in merito al suo scatto il lettore Marco Molino. Inviate le vostre immagini migliori con nome e numero di telefono che non sarà mai pubblicato per la nostra rubrica La foto del giorno. L'indirizzo della posta elettronica segnalazioni@ilpiccolo.it con un titolo e un breve commento in merito, e in questo caso città della pace. 50 anni fa la scoperta dell'esercito di terracotta a Xi'an, l'antica capitale cinese del regno di Qin Shi Huang. Fabio Pagan, che in questo articolo spiega meglio questa grande scoperta che ha poi fatto il giro del mondo anche con le immagini piuttosto emblematiche. Marea con fango a Barcola. Ieri pomeriggio a Barcola, dopo le piogge, all'altezza dell'esercizio pubblico, il pane quotidiano si poteva osservare, come dalla foto del lettore Fabio David, salire la marea composta anche da acqua sporca di terra, evidentemente portata dalle abbondanti piogge di questi giorni, e che il fiume Isonzo sta scaricando nel Golfo, e questo non è molto stato gradito da chi si è imbattuto nella costa. Pagina della cultura, le luci di Cavana Story sulle tracce di Joyce con Saba, Svevo e Uch, She's Woman di Ezio Guaitamacchi. E poi lo sport, Triestina caccia della Cinquina con l'Atalanta Under 23, a Fontana Fredda alle 16:15. Si gioca il recupero, Bordin di fronte a un avversario giovane ma con qualità importanti. Due iniziative intanto della Triestina rivolte agli abbonati per il prossimo anno: scontistica
sul merchandising e una promozione di ingresso di un amico nel prossimo campionato. Il tecnico non anticipa se sarà riconfermato l'assetto che prevede 2 trequartisti, ma è quasi sicura la difesa a 3. Una nursery che ospita le mine vaganti, il torneo rischia di affollarsi delle seconde squadre delle A e la Lega non si oppone. Perché? Perché ci sono diverse squadre che utilizzano questi campionati di Serie C come serbatoi dei propri giovani in attesa del rilancio nelle massime serie o all'estero, e c'è però chi insomma è critico nei confronti di questa scelta perché in qualche modo alterano i campionati, ma tant'è. Mercato, solo Trapani finora ha fatto la spesa, Trieste sogna Lombardi, ma Brindisi non molla, tante voci, poche le trattative. Nel mercato del basket di Serie A2. Rowan Farè, presidente di Pistoia in Serie A, si interessò anche a Trieste. Lo Jadran Gostul prepara il confronto con l'Osa, che vale un po' di salvezza sempre per il basket. Per il podismo domenica ritorna il Giro di San Giacomo, qui la foto del gruppo con diversi giovani e la bandiera in mano. Il calcio, Maranzana racconta la fortezza inviolata, bella soddisfazione ma non è l'obiettivo. Tecnico triestino per i gradiscani che dominano la seconda, alla fine conterà lo scontro diretto con il Mossa. L'intervista di Riccardo Tosques, 8 pareggi, creiamo occasioni ma siamo poco concreti sotto porta. Le Tigrotte 2007 sono d'argento, il torneo internazionale di Vienna nel basket giovanile, svolta alla guida del San Luigi, Andreolla lascia, c'è Poccecco, cambio sulla panchina del San Luigi Calcio nel campionato di eccellenza, se ne va Andreolla, il suo posto viene preso da Poccecco, la società biancoverde ha comunicato la svolta in panchina con un comunicato ufficiale nel pomeriggio di ieri. Con grande rispetto e gratitudine San Luigi Calcio annuncia le dimissioni di mister Sandro Andreolla in accordo con il presidente Ezio Peruzzo, che lo ringrazia per il suo operato. Ippica, Fraclac Spritz addirittura si impone nel centrale. La Coppa Italia, risveglio Juve, ieri ha vinto contro la Lazio. Sinner, 2 obiettivi sul rosso, Parigi è il numero 1 al mondo, Berrettini è un rullo in Marocco. La Germania, ritirati il 4 e il numero 44 dalle maglie della nazionale tedesca. Adidas, sponsor tecnico della nazionale tedesca di calcio, secondo quanto ha riportato Bild, quotidiano tedesco, ritirerà il 4 e il 44 dal commercio. I numeri infatti ricordano troppo il simbolo delle SS, la tristemente nota organizzazione paramilitare della Germania del Terzo Reich di Adolf Hitler. Il 4 e il 44. Va bene, vengono banditi i numeri perché ricordano le SS. A questo siamo arrivati anche nel calcio. Dobbiamo fermarci, pubblicità, ci vediamo tra poco in compagnia di Michela Novelle, presidente della 5ª circoscrizione di Adesso Trieste. A tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste. Buongiorno, ben trovata la presidente della 5ª circoscrizione Michela Novelle di Adesso Trieste. Grazie, buongiorno a tutti e a tutte e grazie a Tele4 per questo invito e per essere presente in questi giorni intensi. Gianluca Paladin tra non molto che si collegherà proprio da via Frausin, perché Novelle mi aveva comunicato anche lei prima, poco prima di arrivare qui, qualche minuto fa, e lo comunica anche, non sbaglio il nome, Paolo Radivo, attraverso una mail, che sono iniziati i lavori di demolizione di questa ex Pavan. Purtroppo sì, non riusciamo a stare tranquilli, purtroppo sì. Allora, ieri tra l'altro ci siamo lasciati con la promessa da parte del rappresentante della questura che i lavori non sarebbero iniziati, invece io ieri sera sono passata di là e già ero parecchio inquietata perché le difese si sono alzate ulteriormente, si sono irrobustite, quindi tutto il cantiere è bello chiuso e c'era un cartello che avevamo già visto la mattina che diceva che i lavori sarebbero ripresi il 5 aprile, ma già qualcuno ci aveva messo in allarme perché non c'era il timbro del comune e in effetti sono iniziati oggi e non il 5 e noi ci siamo lasciati ieri con questa promessa di incontro con l'assessora Lodi per martedì 9, ma
ci immaginavamo che fino a martedì 9 i lavori restassero fermi e fosse ascoltata la parola dei cittadini, come è giusto che sia nel regolamento e nella legge che sia. Quindi adesso si sta facendo una cosa illegale perché i cittadini non sono stati ascoltati su questo. Il progetto doveva essere visto dalla circoscrizione, noi dovevamo dare il parere e poi doveva passare il Consiglio Comunale e poi c'erano 30 giorni a disposizione per i cittadini per fare delle osservazioni e questi non sono stati dati. Ma io le chiedo questo perché poi ho paura che dopo ogni tanto facciamo anche noi confusione, magari mi aiuta lei a chiarire. Sì. Per quanto riguarda la demolizione e poi la successiva costruzione che dovrebbe comprendere un impianto sportivo e un parcheggio sotterraneo, interrato? Non lì. Il parcheggio è previsto sotto il Creatorio Pitteri, facendo danni al Pitteri, perché vuol dire che bisogna chiudere i Pitteri, gli alberi del Pitteri tagliati, i lavori in corso, insomma non abbiamo bisogno di questo per i nostri ragazzi che già hanno avuto i danni del Covid, no? Abbiamo bisogno di aprire i ricreatori, di invitare altri ragazzi a iscriversi e non di bloccarlo ulteriormente. Comunque il parcheggio è previsto sotto Pitteri e all'interno del cortile della Duca d'Aosta. In orario diverso rispetto a quello della Duca d'Aosta, però sarà impegnativo studiare gli orari, insomma. Però la mia domanda è questa: il solo abbattimento come lotto di esecuzione mi pare sia svincolato da progettazioni, non è svincolato passaggi perché in circoscrizione. Che sappia, fa parte di un unico lotto che è diviso in due stralci, prima l'abbattimento e la costruzione di qualcosa e poi la continuazione con la palestra. Quindi, però tutto fa parte di un unico lotto diviso in due stralci. Ecco. Quindi non sono due, diciamo, non sono due cose operazioni diverse, distinte. Tanto che la ditta è sempre la stessa, quindi fa parte di un'unica cosa. Ecco. In ogni caso l'edificio compare ancora adesso sul sito del comune come un bene da preservare, l'edificio, quindi non si capisce, cioè il comune dovrebbe preservarlo, è l'edificio più antico di tutto il Rione, è del 1836 e ha una storia importante, quindi è importante dal punto di vista storico, sociale, dal punto di vista artistico forse no, ne abbiamo di più belli senz'altro, però ha un valore quell'edificio, tanto che volevamo inserirlo all'interno di un percorso di valorizzazione dei luoghi importanti per San Giacomo, quindi distruggerlo non mi pare che sia una buona idea. La richiesta di bloccare questa demolizione è volta a poi che tipo di valorizzazione della struttura stessa? A noi piacerebbe tanto sistemarla un po' come sono stati sistemati gli edifici attorno di Via Frosini, non è che fossero in condizioni migliori, sono stati sistemati, quindi anche questo si può sistemare, tanto che adesso si può passare di là, non è che abbiamo il pericolo del crollo. Si può sistemare, a noi piacerebbe tanto portare lì la sede della quinta circoscrizione perché sarebbe bella centrale e utilizzare gli altri spazi per le associazioni che sempre ci chiedono, mancano spazi. Oggi è in via Strada di Fiume. Strada di Fiume, è parecchio lontana, bisogna prendere il bus, al ritorno non c'è il bus. E quindi si potrebbe appunto ricavare lì la sede di tante associazioni che ci richiedono spazi. O anche, come avevo scritto una mail qualche giorno fa, per fare dopo scuola. Io conosco tanti volontari e almeno 2 o 3 idee di dopo scuola, no? Dei luoghi dove fare scuola per i nostri alunni stranieri e non in difficoltà. Abbiamo un problema dell'abbandono scolastico, abbiamo un problema, no? Poi parliamo delle baby gang, ma non facciamo niente per questi ragazzi. Anche quello spazio lì ha un bel campo da pallacanestro che si può utilizzare e quindi noi abbiamo bisogno di spazi dove i ragazzi possono fare sport, ginnastica e incontrarsi senza che questo sia a pagamento e strutturato anche, no? C'è bisogno di spazi liberi dove fare attività. Poi ci lamentiamo appunto che i ragazzi sono in giro, fanno danni, ma non è che c'è molto da fare, ecco, insomma. Quando si parla di San Giacomo, oggi l'argomento è prettamente via Frausin, altri sia in loco, diciamo lì in via Frausin, che anche qui via Mail, ci comunque sottolineano che parlando di San Giacomo i problemi sono anche altri, la piazza, i ratti, la delinquenza, gli schiamazzi, eccetera. In quale ordine di priorità secondo lei bisogna mettere tutti questi aspetti guardando la circoscrizione nel suo complesso? Certo che sono argomenti diversi, no? I ratti bisogna sempre curare questa cosa, cioè è proprio un servizio che si dedica a questo, quindi quelli vanno segnalati, bisogna sempre appunto ritornarci. Naturalmente non bisogna abbandonare cibo in giro, neanche dar da mangiare agli uccelli, se non si è presenti non si vede che tutto è stato pulito, quindi niente cibo e posizionare i rifiuti negli appositi cassonetti, appunto, questo è importante per gli animali. Per il resto
Secondo me bisogna lavorare molto sulla socialità, c'è bisogno di tornare in piazza a parlare le panchine, tornare a incontrarsi e ad aiutarsi. Vedo che c'è proprio diffidenza, no? C'è molta diffidenza. Ma mi tolgo una curiosità, la scelta della sede di Adesso Trieste in piazza Puecher che non è presa ieri, no, certo, 2 anni però fa. È un po' anche ruota attorno anche a questo concetto? Sì, certo, perché ci piace, esatto, no? Sì, ci piace, perché e abbiamo visto con felicità che recentemente proprio nella via, non via Caprini, in quella parallela, hanno aperto altri 2 nuovi locali adesso, no? Quindi abbiamo detto a San Giacomo, c'è vita a San Giacomo, ecco. Secondo lei, tornando alla via Frausina, alla Ex Pavan, fra poco avremo anche Gianluca che ci racconterà che cosa sta succedendo, ma come andrà a finire fondamentalmente questa storia? Perché mi sembra di capire che le posizioni sono comunque ferme, sia da una che dall'altra parte. Purtroppo molto ferme dall'altra parte, perché dalla nostra parte ci sono anche delle alternative, abbiamo almeno 3 alternative valide. E ci piacerebbe parlarne con la cittadinanza. Tra l'altro noi speriamo di riuscire ad approvare l'idea di fare un'assemblea pubblica su questo, no? Un'assemblea pubblica di circoscrizione, magari già questo venerdì 13, se tutto va bene, ma deve essere approvata nella seduta dell'8 che avremo lunedì sera, i consiglieri devono approvarla. Quindi speriamo di farla e di valutare lì anche le varie possibilità alternative con le persone presenti. Tra l'altro io sono andata anche dal signor Bronzi a parlare, no? Perché volevo che venisse a parlare con noi e invece è stato irremovibile e mi è dispiaciuto perché ho conosciuto il signor Bronzi prima di tutto questo e mi dispiace, insomma, parliamo, no? Tra l'altro, ufficialmente il signor Bronzi non è neanche coinvolto in questo, ma insomma... Ma ecco, il futuro impianto sportivo non sarà esclusivo beneficio dell'Artistica 81, o darà spazio anche ad altri, no? Allora, non lo sappiamo perché il signor Bronzi non sa nulla. C'è stata una raccolta firme da parte dei genitori dell'Istituto Comprensivo di San Giacomo che sta in via Frausina che hanno chiesto, no? Una garanzia scritta che la struttura sia utilizzabile anche dalla scuola, ma non abbiamo avuto nulla. Insomma è un po' difficile anche fidarsi, no? Come facciamo a fidarci se non possiamo stare tranquilli e oggi inizia una demolizione? Se non c'è qualcosa di scritto, noi abbiamo mandato una diffida per la demolizione di oggi e quindi è un po' preoccupante questo, ecco, che non ci si fidi, non ci si possa fidare. Gianluca Paladin mi dà conto di essere pronto sul posto, però non lo vedo ancora, ok? Mi confermano che tecnicamente non è ancora collegato. Vediamo se sull'argomento che già abbiamo ricevuto prima diverse mail c'è qualcun altro che ci scrive, a parte Paolo Radivo che ci ha fatto diciamo, ci ha reso edotti della situazione. La signora in studio era a Basovizza il giorno della commemorazione dei martiri delle foibe? C'entra niente questa mail? L'anno scorso sì, quest'anno no, non mi ricordo per quale motivo quest'anno non sono andata, ma l'anno scorso sì c'ero, sì. Tra l'altro il mio po' è istriano, se posso anche. Una sensibilità diversa. Sì, ma perché insomma la storia è storia, insegno storia anche, quindi non è che... altra mail, panchine, queste sconosciute e quelle poche senza schienale, è una tortura, scrive Renata. Anche a San Giacomo mancano panchine? Quelle mancano sempre, no? Manca panchine e verde. Se mettiamo delle panchine del verde già abbiamo risolto metà dei problemi. Quindi sì, io sono per le panchine e per il verde. Panchine comode sono d'accordo. Ricordiamo le panchine della Maddalena, no? Di questo nuovo giardino della Maddalena, ci sono le panchine senza lo schienale e il giardino inaugurato è chiuso. Sì, ricordo questa dinamica. Altra mail, la signora parla di socialità, ma è mai venuta nel giardino di via Montecchi? Scherziamo? Che socialità con personaggi che si picchiano, che tirano le pugna e le macchine? Allora, se posso dare un consiglio, a quei personaggi bisogna parlarci, ai ragazzi bisogna parlarci, perché io insegno, no? Alle scuole medie, c'è anche qualche ripetente, quindicenni, in realtà sono fragilissimi, molto timidi, bisogna parlarci, fidarsi, hanno bisogno di parlare, di avere affetto. Noi dobbiamo essere punti di riferimento per loro, delle rocce, quindi non dobbiamo noi aver paura di loro, ma avvicinarci, parlare, vedere che succede. Tra l'altro mi ricordava un signore amico che ha degli anni più di me,
che ai suoi tempi si picchiavano di santa ragione in viale o dintorni, quindi non è questa cosa che ci si picchia che è una novità, c'era anche un tempo, quindi ci sono dei delinquenti, sì, ma ci sono anche tanti altri, non dobbiamo aver paura, no? Dei tanti altri, e quei delinquenti vanno denunciati. Certo, sì. Ma come tutti sì. quelli che si comportano male. Allora abbiamo Gianluca Paladini, l'ho intravisto per qualche istante, sì, eccolo qui. Allora Gianluca, ti chiedo gentilmente se ci illustri la situazione in via Frausin, che cosa sta succedendo, che clima si respira e quali sono, diciamo, le novità. Buongiorno intanto. Sì, buongiorno Bernardo. Si respira polvere in realtà, perché sono partiti i lavori per l'abbattimento dell'ex Pavà, ma si sono fermati immediatamente per il gran nuvolone alzato. Poi in realtà qui stanno ancora passando i bambini perché c'è la scuola, quindi insomma è un momento anche un po' così. Allora, è iniziato l'abbattimento dell'ex Pavà sostanzialmente. Come vedete le ruspe sono già entrate in azione. La ruspa dove ieri era Federico è già entrata in azione. Federico, vi ricordate, si è arrampicato sul strumento fino a rimanere là praticamente fino a che non sono dovuti andare via tutti smantellando il cantiere. Il cartello che abbiamo fatto vedere ieri evidentemente che diceva che la ripartenza dei lavori non sarebbe partita prima del 5, quindi venerdì, e chiaramente riguardava forse un altro cantiere qua più vicino, non certamente questo, perché insomma come vedete in realtà i lavori sono ripartiti. Quindi dopo la giornata di ieri caratterizzata sicuramente da momenti anche concitati seppur pacifici, giova ripeterlo, insomma oggi un po' sorpresa, o forse qualcuno se l'aspettava, è iniziato il vero e proprio abbattimento. Io fermo subito dei concittadini intanto. Buongiorno, salve, buongiorno. Oggi siamo arrivati qui all'improvviso, è iniziato l'abbattimento. È iniziato l'abbattimento. Purtroppo dobbiamo constatare che, malgrado le buone parole con cui ci avevano lasciato ieri mattina con l'impegno dell'incontro con la Presidente della nostra circoscrizione, dell'incontro con il rappresentante del Comitato dei Cittadini di San Giacomo, con il quale avremmo dovuto aprire una trattativa per capire quelle che potevano essere delle soluzioni anche alternative, questa mattina invece ci siamo svegliati col polverone. Come vi sentite da questo punto di vista? Come mi sento io mi sento veramente arrabbiato e disgustato. Arrabbiato e disgustato perché sono 2 anni che i cittadini di San Giacomo chiedono di poter parlare di questa cosa, di potersi confrontare, di poter spiegare le proprie ragioni e capire le ragioni degli altri. E questa possibilità non ci è mai stata data. Siamo arrivati ieri con un ragazzo che ha rischiato anche personalmente, lo hanno convinto a scendere da quella ruspa perché avevano assicurato che questo confronto sarebbe iniziato. Ci hanno dato anche un appuntamento per iniziare questo confronto. Di martedì prossimo, giusto? Martedì alle 9:30. E invece questa mattina ci siamo svegliati oltretutto col polverone, perché i lavori non li sanno neanche fare, perché non sanno che se cominciano a buttare giù un muro come quello il quartiere si riempie di polvere, che per fare queste cose bisogna spruzzare l'acqua per abbattere le polveri ed impedire che i cittadini di San Giacomo abbiano un'altra volta ancora le conseguenze di comportamenti inaccettabili di questa amministrazione. Vado dai suoi colleghi concittadini a sentire anche loro. Buongiorno, noi ci conosciamo, anche ieri ci siamo visti, giusto? Allora, anche lei qua presente, se l'aspettava che effettivamente ripartissero oggi i lavori oppure sperava in un confronto? Purtroppo temevo che sarebbero partiti, perché ieri pomeriggio hanno elevato queste barriere antipolvere, antirumore, quel che è, e quindi mi aspettavo che sarebbero partiti con questo così colpo di mano, diciamo, nonostante, come dire, una certa rassicurazione da parte del sindaco che avrebbe almeno accolto, ascoltato le nostre richieste in qualche maniera. Invece purtroppo è stato proprio un colpo di mano. Siamo veramente, credo, delusi da questo comportamento, oltre che dalla demolizione di un manufatto certamente non di pregio, ma importante per la storia del nostro rione. Pensare che qui, invece di un edificio che si sposa bene all'interno della via, verrà un cubo di cemento, francamente mi lascia molto molto deluso.
La ringrazio, vado a sentire altre opinioni. Tra l'altro ci sarà una puntata speciale di Ring venerdì sera, arrivo subito anche da lei, ci sarà una puntata speciale di Ring venerdì sera proprio su questo, sull'ex Pavan, una ricca puntata con cittadini anche politici in studio, insomma ne avremo da sentire. Aspetta Bernardo, sì. Vado anche a coinvolgere un altro signore mentre con le immagini vediamo la situazione, vedete il buco che è già stato creato di fianco a una delle finestre, insomma di fatto l'abbattimento è partito. Buongiorno. Buongiorno, salve. Allora, già che lo state inquadrando, quello che state vedendo si chiama fatto compiuto. Gianluca, e a questo punto sì. sarà molto difficile da tornare un po' di indietro, problemi ma il microfono per tua info. Succede che questo fatto compiuto sta avvenendo nell'ambito di un appalto integrato che comprende la demolizione e la ricostruzione e la costruzione della nuova palestra. Un appalto integrato che non è stato ancora discusso né approvato dalla circoscrizione, dal Consiglio Comunale, presentato ai cittadini, quindi in questo momento quello lì è l'immagine di come si calpestano tutte le regole. Okay. Chi dice che questa demolizione non è collegata urbanisticamente al progetto della palestra non dice la verità, perché essendo un appalto integrato dove nel piano economico sono comprese anche le demolizioni, questa demolizione ne fa parte, okay? Ma il progetto non è ancora regolarmente approvato. Farete qualcosa, farete un'altra manifestazione, magari organizzerete un altro... circoscrizionali. Esatto. Per quanto mi riguarda sono estremamente arrabbiato, si vede anche, soprattutto perché è stata totalmente calpestata la democrazia. In questo momento in via Frausin non solo stanno abbattendo un edificio, stanno calpestando la democrazia e le regole. Anche lei si unisce a questo, diciamo, a queste considerazioni? Mi unisco a questo stato d'animo, soprattutto perché si porta avanti un atteggiamento di mancanza d'ascolto. Questo è un problema che non nasce oggi, ma nasce da circa 2 anni. In questi 2 anni il territorio, i cittadini, la circoscrizione ha chiesto dei colloqui, di confrontarsi sulle intenzioni, avere delle assicurazioni, dire quali erano i bisogni del rione come spazi di socialità, spazi per giovani, per anziani, mantenere campo da basket e così via, e non c'è mai stato un incontro. All'inizio promesso, poi questa promessa non è stata mantenuta e ora ci si chiede di andare avanti con questo progetto e fidarsi nuovamente di promesse su come verrà utilizzata la palestra. Quindi non ci saranno spazi per sociale e fidarsi, ma dopo che per 2 anni è stato promesso ascolto e incontro diventa difficile continuare a fidarsi su promesse non scritte e quindi delusione per questo e mancanza di ascolto che continua col Comune. Io vi ringrazio, noi come vedete siamo qua per continuare Gianluca, a dar voce alla cittadinanza, poi sentiremo anche gli uffici. Dimmi Bernardo se hai qualche domanda, io intanto vi volevo far vedere anche un po' la situazione. Dimmi no, Bernardo. allora guarda Gianluca, 2 cose, restiamo, lo dico anche all'altro Gianluca che oggi è in regia, restiamo magari con la doppia finestra in modo tale che abbiamo le immagini, sempre se non si bloccano come in questo caso dove probabilmente il cavo è stato toccato. Volevo avvisarti tecnicamente che ogni tanto scatta l'immagine e che qualche volta gratta il microfono, ma questi sono dettagli tecnici. Altro, adesso andiamo a sentire... Sì, ho inteso, grazie. Ok, adesso andiamo a sentire una telefonata. Volevo fare un appunto che poi coinvolgendo anche Novel. Chi abbiamo visto prima erano 3 consiglieri della circoscrizione. Possiamo dirlo senza troppi giri di parole che questa protesta ha preso anche dei connotati politici? Sì, anche se... Cioè lì c'erano De Donato del PD, sì, Goiak della lista sì, russo e il terzo sì, non me lo ricordo il nome. Allora, Schipina Schipina, di Adesso Trieste, sì, ringrazio di essere lì e di aiutarmi nel lavoro di squadra, naturalmente tutto quello che noi facciamo, ma non solo il centro-sinistra, anche almeno un paio di esponenti della destra sono con noi, diciamo, posso dirlo con maggiore sicurezza, un'altra forse no, ma un'altra sta segnalando i disagi che la Duca d'Aosta, che è la scuola che sta dietro, ha in questo caso, no? Perché i disagi interessano non solo l'istituto comprensivo di San Giacomo che sta davanti, ma anche la Duca d'Aosta che sta dietro, quindi va a interessare due scuole. Andiamo a sentire assieme una telefonata. Buongiorno. Buongiorno, prego. Dottor Gugliotto, buongiorno a lei e alla sua ospite, sono Fulvio. Prego. A me fa meraviglia che i cittadini si meravigliano delle prevaricazioni della politica. Basta vedere cosa è stato fatto in Portofranco Nord, detto Porto Vecchio,
contro tutte le leggi, contro il trattato di pace, contro tutte le leggi, ma di cosa si meravigliano? Come l'articolo di domenica della Santa Pasqua di Morelli, dove che dice che non occorre chiedere niente a nessuno, che il punto franco basta spostarlo con un semplice decreto, con un semplice da parte del Ministero. Chiaro che basta leggersi il trattato di pace. Allora la gente si lamenta di cosa? Di non essere mai andati a vedere niente, di non aver mai controllato niente, di essersi fidati di questa classe politica che per l'amor di Dio, guardi, prima spariscono meglio è. Il territorio libero è legge, il trattato di pace è legge della Repubblica Italiana e tutti ci camminano sopra, si puliscono le scarpe, ma stiamo scherzando. E poi Morelli domenica mi scrive sì che l'extradoganalità, il punto franco si può sposare senza chiedere niente a nessuno, ma Morelli ci prende in giro anche. È troppo intelligente Morelli per scrivere cose del genere. Sappiamo che il portavoce della Confindustria, cosa la Confindustria ha paura di perdere qualcosa adesso, no? È un avvertimento a qualcuno, alla politica di come comportarsi, ma la gente si sveglierà qualche volta. A parte la gente, la politica diventerà un po' onesta, perché la politica serve, sono le regole, come fare e programmare il futuro è la politica. Ma bisogna farlo in modo onesto, raccontando la verità, non questi sono falsi, ma neanche il soldo, come dicevano una volta, è falso come i politici sulla questione del territorio libero di Trieste. Falsi e ipocriti anche. La ringrazio, una buona giornata a tutti quanti. A lei, grazie. Novel, vuole aggiungere qualcosa? Beh, condivido le cose che diceva a proposito della partecipazione, che è molto importante. Certo, la politica è importante, bisogna che tutti i cittadini se ne occupino, come si occupano delle cose della casa, della famiglia, devono occuparsi di quello che sta al di fuori della casa loro, quindi è molto importante restare vigili, è molto importante l'informazione, certo, e quindi deve starci a cuore il problema dell'informazione, è importante informarsi e quindi poi agire secondo le regole e magari poi intervenire per cambiare le regole se queste ci sembrano non valide, non giuste. Sì, bisogna studiare a fondo e utilizzare tutte le opportunità che questo territorio offre, quindi certo anche quelle del punto franco. Allora, andiamo a sentire ancora una telefonata, poi fra non molto saremo in pubblicità. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, salve, buongiorno a tutti, sono Elisa Lodi, assessore del Comune di Trieste. Buongiorno assessore Lodi. Salve, buongiorno Presidente. Buongiorno. Scusatemi se intervengo, ma vedo che sono citata in causa da diverse interviste anche dal Presidente, se mi permettete alcune precisazioni. Come no, certo. Grazie. Prego. Fernando. Allora, per quanto riguarda la questione relativa alle demolizioni, una precisazione. L'appalto delle demolizioni è stato affidato come stralcio dell'appalto, quindi con determina autonoma rispetto alla progettazione esecutiva che è in corso. Il progetto non è stato presentato alla circoscrizione perché effettivamente appaltato come appalto integrato, quindi progetto della palestra, il definitivo è in fase di validazione e c'è già un appuntamento con la circoscrizione fissato per maggio. Sì. Preciso anche alla Presidente, che nega di aver mai parlato con me della questione dell'impianto sportivo, che io in circoscrizione sono andata a parlare di questo impianto sportivo, seppur senza progetto, ero incinta ed ero collegata dall'ufficio. In quella sede io sono stata molto chiara con la circoscrizione, col comitato e tutti i presenti, dove abbiamo manifestato il fatto di aver ricevuto questi fondi PNR e la volontà di realizzare un impianto sportivo multidiscipline con accesso al pubblico e le dico e le sottolineo con la possibilità delle scuole di andarci la mattina. L'appalto di oggi, che parte con le demolizioni, poi è stato autorizzato dalla sovrintendenza, ovvero meglio le spiego, c'è nulla osta della sovrintendenza all'abbattimento, quindi non c'è nessuna procedura illecita. Poi, per quanto riguarda anche le loro istanze, sono partiti, poi mi permetta anche capire un attimo chi sono i cittadini, perché io non vorrei che questa cosa si trasformasse in una strumentalizzazione puramente politica, perché adesso avete intervistato alcuni rappresentanti di circoscrizione, sì, però ho sentito anche telefonate di persone che parlano in modo diverso, quindi parlare di cittadini di San Giacomo mi sembra molto, molto generico. Il comitato parte con chiedere spazi aggregativi,
Spazi creativi in quella sede in circoscrizione ho detto cosa volete, perché su spazio creativo vuol dire avere un progetto, avere un'idea, avere chi lo gestisce e siamo arrivati a spazi aperti, spazi per i bambini, spazi per le associazioni, insomma mi sembra veramente che tutto quanto sia pretestuoso. Al netto di questo, per quanto riguarda la scuola slovena, visto che ad entrare in quell'area erano autorizzate la scuola slovena per le loro attività e un'altra associazione che peraltro ho incontrato e che troveremo una soluzione anche per loro, la scuola slovena ha l'opportunità di utilizzare le palestre della Duca d'Aosta e li abbiamo messi anche in contratto col presidente Bonzi. Poi di fatto se non hanno potuto o non vogliono utilizzare le palestre della Duca d'Aosta che è via Vespucci, questo non lo so. Quindi al netto di questo, anche per quanto riguarda l'appuntamento richiesto dalla Presidente Nobel a demolizioni avviate, mi sembra strumentale. Io gliel'ho dato perché non nego appuntamenti a nessuno, ma è la prima volta che chiedevo un appuntamento e gli è stato dato. Un appuntamento che non è stato richiesto a me precisamente col fine di annullare o sospendere demolizioni. Il progetto tra l'altro deve andare avanti perché è finanziato con fondi PNRR e io ricordo a tutti che questa non è la casa di Elisa Lodi del sindaco, questo è un impianto sportivo a servizio della città, a servizio di più discipline sportive e a servizio delle scuole, quindi va sicuramente a riqualificare la zona e a dare spazi sportivi sicuramente sani per i nostri ragazzi. Aggiungo ancora che saremo in circoscrizione la prossima settimana per la variante al piano regolatore per quanto riguarda i parcheggi. È vero che ci sarà la realizzazione di questi parcheggi a servizio della struttura sportiva sotto il ricreatorio e a scuola chiusa solo per gli eventi sportivi della Duca d'Aosta. Ovviamente con la Duca d'Aosta ci sarà anche un incontro con la dirigente scolastica per un attimo parlare e affrontare il tema. Ovviamente nessuno vuole togliere spazi alla Duca d'Aosta, ma troveremo sicuramente una soluzione che vada bene a tutti, anche perché la Duca d'Aosta è rientrata da poco e nessuno vuole creare un documento a questa scuola, quindi spero che si evitino strumentalizzazioni anche sulla Duca d'Aosta. Grazie per Assessore, un attimo solo se può, così se ha piacere di rispondere eventualmente a qualche osservazione della Presidente Nobel. Grazie, sono un po' dispiaciuta, io avevo chiesto tramite... Intanto grazie per essere intervenuta, ma io avevo chiesto alla segretaria nostra di contattare la sua segretaria e ho parlato anch'io con la sua segretaria perché aspettavamo 2 righe scritte proprio a garanzia che i lavori non sarebbero incominciati prima di martedì 9, anche perché in base a questo l'attivista è sceso, se no l'attivista aveva lo zaino pieno per passare anche la notte. Prego. Ma scusi un attimo, ma come potete legittimare il comportamento di una persona che si arrampica in un cantiere pubblico sopra un escavatore? Come potete legittimare un comportamento del genere? Allora, purtroppo... È protesta, e questo non ditemi che abbiamo esagerato, o ditemi che siete stati costretti, perché nessuno è costretto a far nulla e nessuno può andare in un cantiere pubblico, bloccare un servizio pubblico e rischiare la propria vita cadendo giù da un escavatore. Scusatemi. Allora, è pubblica anche la strada, quell'edificio, la scuola è tutto pubblico, ma quella modalità di protesta non è la mia modalità, però io l'ho capita, lo capisco, perché in effetti è l'unico modo per farsi sentire, perché è già così, questo non basta, perché sarebbe dovuto restare su. Allora, lui rischia non solo la vita, rischia anche altro e questo mi dispiace, ma l'ha messo in conto, no? E quindi è stato un sacrificio per lui, senz'altro, ma alla fine questa è la modalità, perché non possiamo fidarci di nessuno, cioè degli amici sì, però è triste, no? Voglio dire che le istituzioni pubbliche, cioè che il comune non ci ascolti mentre deve ascoltarci, questo è molto triste. Ma scusi un attimo, mi permetta, parlare di fiducia adesso. Prego, mi permetta, parlare di fiducia. Le è stato spiegato il progetto in circoscrizione l'altro anno, non 2 giorni fa. Delle demolizioni sapevate a inizio marzo, quando è uscito il comunicato stampa e l'ordinanza, e fate arrampicare un povero ragazzo là sopra e chiedete un appuntamento quando la demolizione è avviata. Scusi. Capisce che è strumentale e pretestuoso? Ma perché non è venuta il 28 febbraio? Noi avevamo appuntamento con lei, perché non è venuta in circoscrizione? Dice che non nega nessuno. Perché non racconta le cose come stanno? Non c'era il progetto. Dice che gli ho scritto una mail dicendole
che il progetto definitivo non l'avevamo, perché la sua richiesta era illustrare il progetto, ma se io non ho il progetto definitivo in mano, le illustro uno di fattibilità che potrebbe essere modificato nelle fasi successive? Poteva venire a spiegarci questo. Le cose come stanno? Le numerose richieste. Bernardo, perché sennò qui il dibattito, cioè comunque... Sì, va bene Assessore, grazie del suo intervento, grazie. Grazie, arrivederci, buona giornata. Le numerose richieste che noi abbiamo fatto all'assessore di essere presente è che avevamo bisogno di parlare, e tra l'altro non solo di questo, di una serie di questioni che riguardano la circoscrizione, quindi noi abbiamo esigenze, quindi ieri ci ha dato l'appuntamento ma ha fatto da mediatore la questura per avere questo appuntamento, quindi è così. E se posso aggiungerei anche un'altra cosa, noi siamo preoccupati anche per il mercato coperto, perché tante volte abbiamo invitato l'assessora Tonel e non viene, non ci ha risposto, non vorremmo che fosse la stessa storia, che il mercato abbandonato, ma noi... Poi se ne parla da tantissimo tempo del mercato. E quindi è una modalità questa, no? Che ci dispiace, io sono un poco dispiaciuta, cioè è triste, no? Quindi sì, comunque non perdo la fiducia nella politica, nel fare le cose insieme a persone fidate ed è triste, per quello è molto importante l'informazione, che le persone sappiano, è importante parlarsi, quindi non restare chiusi in casa ma poter uscire, parlarsi e informarsi, capire come. Comunque se tutto va bene venerdì 13 alle 18 avremo questa assemblea pubblica probabilmente nello spazio dell'oratorio di San Giacomo. Venerdì 13. Ah, quindi non questo? Non questo. Venerdì 12. Grazie. Perché il 13 è sabato. Grazie. Venerdì 12. Ho il calendario della Triestina in mente, quindi so okay. quando sono le domeniche. Certo. Dobbiamo andare in pubblicità, dovevamo farlo già 7 minuti fa, quindi breve pausa, poi andremo da Gianluca Paladin che si trova proprio in via Frausina, tra poco. Bene. Allora, torniamo in diretta con Sveglia Trieste, siamo in studio in compagnia della Presidente della quinta circoscrizione Michela Novell di Adesso Trieste, abbiamo Gianluca Paladin da via Frausin, ci colleghiamo nuovamente con lui per l'aggiornamento su cosa sta succedendo. Buongiorno di nuovo. Sì, buongiorno Bernardo, un rapido aggiornamento prima di spostarci perché ci dobbiamo incontrare fra poco con il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, parleremo ovviamente anche di questo. Preparativi in corso per riprendere i lavori sostanzialmente che erano iniziati questa mattina molto presto, poi però si sono dovuti fermare anche per le polveri generate dai colpi della ruspa, insomma si sta preparando il tutto anche per garantire il lavoro delle pompe dell'acqua che quindi dovrà essere spruzzata l'acqua per garantire la dispersione sostanzialmente dei fumi, delle particelle prodotte ovviamente dalla spaccatura della muratura, quindi le polveri che potrebbero diventare respirabili e quindi dannose ovviamente per la salute, quindi motivo per cui si sta preparando il tutto per riprendere i lavori che di fatto sono partiti. Il primo colpo è stato dato, lo vedete là, insomma la ruspa è entrata in azione, fra poco credo che tornerà a lavorare, mentre le voci che avete sentito prima insomma confermano il disagio della cittadinanza per questa situazione. Sentiremo anche un'intervista, un commento molto accorato fatto da una telespettatrice che peraltro verrà anche ospite a Ringo, o almeno lo speriamo, nel nostro speciale di venerdì sera, che aveva quasi le lacrime agli occhi parlando di quanto le dispiaceva questo che sta succedendo e il fatto di non sentirsi ascoltata, per così dire, dall'amministrazione, perciò un po' quello che ci hanno ripetuto i cittadini anche intervistati prima. Quindi Bernardo, una situazione che continua a tenere banco nonostante però i lavori stiano di fatto partendo per la demolizione dell'ex Pavan, e ricorderete la giornata di ieri quando questo ragazzo, questo Federico, è salito in cima alla ruspa stando per ore sulla sommità del mezzo per garantire, si passi pure, anzi siamo noi che siamo in mezzo ai lavori, chiedo scusa agli operai che giustamente comunque ogni tanto li intralciamo, quindi proseguono i lavori, ma la protesta di ieri rischia a questo punto di essere vana da questo punto di vista, perché di fatto poi sono partiti. Quello che è dispiaciuto molto alle persone che abbiamo anche intervistato prima e a quelle che sentiremo anche nel nostro servizio è di non essere stati coinvolti o di essersi sentiti promettere un incontro per parlare di alternative o di proposte, o comunque sappiamo che si andava verso l'abbattimento, però insomma di condividere informazioni su questa cosa. Ecco, il fatto di aver avuto degli appuntamenti
appuntamenti e poi vedere che l'abbattimento parte lo stesso, questo ha generato sicuramente molto, molto disagio, molto malcontento, per non dire rabbia, ecco, possiamo anche tranquillamente usare il termine rabbia, che è stato sottolineato qui. Sì, Bernardo, dimmi. No, volevo chiederti, prima di lasciare quel punto per dopo recarti altrove, se in qualche modo è stato un po' chiarito questo fraintendimento legato al cartello del divieto che era apparso ieri. Cioè sembrava che comunque fossero... Sì, Bernardo, sì. Credo che si tratti... Adesso magari, non so se anche la tua ospite magari forse può sapere meglio di me, perché mi è stato detto qui sul posto che probabilmente riguarda un altro cantiere, quindi era un cartello non per fuorviare, ecco, per così dire, non per depistare, ecco, non mi veniva il termine, però dobbiamo chiarire questa situazione che è un po' un mistero, come era anche scritto sul giornale questa mattina. Comunque sta di fatto che i lavori sono partiti, nonostante questo appuntamento con l'assessore Lodi previsto per martedì prossimo alle 9:30, e ovviamente poi nessuno si aspettava che contestualmente partissero i lavori di demolizione, si pensava che quello sarebbe avvenuto, magari sì, però dopo quell'appuntamento. Questo è un po' il quadro della situazione. Ci spostiamo, Bernardo, a questo punto non so se torneremo magari più tardi per vedere l'opera di demolizione in corso. Noi però adesso dobbiamo sentire anche il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, che fra poco credo ci aspetterà in municipio, quindi vi restituisco la linea, ci ricolleghiamo più tardi. Grazie a Gianluca Paladin per aver dato le informazioni, gli aggiornamenti e aver raccolto le opinioni sul posto. Avevamo detto anche prima, senza troppi giri di parole, c'è una componente anche politica che sta monitorando la situazione, l'abbiamo visto prima con gli intervistati che sono proprio consiglieri della circoscrizione. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Pronto? Sì. Dottor Gulotta, buongiorno, Nevio Santini al telefono. Buongiorno. Anche la sua ospite. Volevo intervenire brevemente sul fatto di via Frausin. Allora, concordo appieno con quella signora che telefonò ora, che disse di essere abitante di quella via ed essere d'accordo per l'abbattimento di quel rudere, quel contenitore pieno di pantigane, per dire alla triestina. Semplicemente quei signori lì della circoscrizione si sa chi sono sempre gli stessi, referenti agli onorevoli Frantoianni, quindi qualsiasi cosa fa questa amministrazione di destra per loro non va bene. Questo è il punto, questa qui è una questione politica, a loro di quel rudere non frega proprio niente, a loro frega mettere il bastone tra le ruote all'amministrazione attuale, punto, non c'è altra discussione. E se io fossi loro prenderei le rupe, il sindaco, e butterei giù quel rudere e farei qualcosa di nuovo, qualcosa di bello, qualcosa di utile, non quella fatiscenza lì. Questo è il punto. La questione è politica. Se questa amministrazione batte un chiodo e non lo batte bene, subito il comitato, bisogna fare un comitato. Signori, vi faccio presente che siamo sull'orlo di una terza guerra mondiale, ci sono cose molto più importanti che i vostri comitati. Buongiorno. Grazie. Novel. Non so da dove partire, perché avrei da dire anche sulla terza guerra mondiale, che è probabilmente legata sempre a interessi economici. Quindi, ma parto dai ratti perché non pensavo di occuparmi così tanto dei ratti quando ho dato la mia disponibilità a candidarmi. Allora, perché i ratti, San Giacomo. I ratti ce ne sono ovunque, ovviamente sono lì perché l'edificio è stato abbandonato, non doveva essere abbandonato, va recuperato, ma come tanti altri, invece di consumare suolo, no? Perché ricordiamo che andiamo ad abbattere in via Frausina, andiamo ad abbattere alberi secolari, molto importanti per noi, per l'ossigeno, per il nostro futuro e il futuro dei bambini soprattutto. Noi gli alberi dobbiamo piantarli, non tagliare quelli secolari, perché prima di avere un albero secolare ci vogliono secoli e quindi se piantiamo adesso non è che avremo i benefici che ci dà un albero secolare, quindi gli alberi non vanno toccati e non va consumato nuovo suolo. Il suolo va tenuto così, va tenuto libero, deve respirare e questo serve per la vita nostra. E quindi ristrutturiamo gli edifici fatiscenti, vanno ristrutturati, usiamo i soldi per ristrutturare. La Trieste è una città tanto bella, ci sono degli edifici abbandonati che vanno ristrutturati prima di costruire altro. Quindi lasciamo spazio, lasciamo aria, lasciamo viste belle, non costruiamo, cioè costruiamo per mettere a posto, non dobbiamo
consumare altro suolo, che abbiamo consumato già abbastanza. Le leggo un paio di mail e arrivo subito alla telefonata, mi dia un attimo di pazienza, ma abbiamo anche chi ci scrive da casa che insomma ciò che mi preoccupa della vicenda ex Pavan non è il fatto in sé ma i tempi di realizzazione, scrive un telespettatore. Trieste è piena di edifici demoliti e cantieri fermi, vedi l'ex Fiera, pare che il governo comunale sa demolire ma poi non è capace di costruire, quindi diciamo questo telespettatore si concentra non tanto su cosa fare ma quanto, quando e quanto tempo bisogna impiegare. Altra mail, trovo singolare che a Trieste l'opinione di 4 persone abbia più voce e sia ascoltata dell'opinione di tanti altri che hanno un pensiero diverso. Trovo altresì singolare che quei 4 hanno la presunzione di conoscere le regole del gioco meglio di chi, come l'amministrazione comunale, quelle regole ci lavora. Purtroppo vi seguo sempre meno per colpa vostra, ma perché l'imperversare di questi comitati del no, ai quali legittimamente ci mancherebbe date voce, ha reso il confronto pubblico monotono e poco costruttivo, scrive Luca. Grazie per l'attenzione. Andiamo a sentire una telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Sono Roberta D'Ambrosi della lista civica di Piazza, consigliere della quinta circoscrizione. Ok, sì. Ho avuto un mandato dai miei colleghi del centrodestra di far presente che la Presidente non parla per la circoscrizione in toto, ma parla per il suo partito e per evidentemente i partiti del centro-sinistra che con loro sono d'accordo. Per quanto riguarda l'opinione pubblica, mi sembra evidente dagli interventi, dalle mail che vi arrivano, che l'opinione pubblica è ben diversa da quella che si sta descrivendo con le interviste di chi è presente in loco e in zona. Quindi sembra che San Giacomo abbia desiderio di una struttura che possa rendere anche il rione più importante. È ovvio, bisogna sempre ascoltare i comitati, però non si può sempre dare per scontato che quello che vorrebbe un comitato è la legge o va sicuramente contro i desiderata di tutto il rione. Questo volevo specificare. Resti in linea D'Ambrosi, prego. Grazie, volevo rispondere alla consigliera D'Ambrosi ma anche alla telefonata di prima. Sentiamo la voce degli altri, si formino pure altri comitati che danno voce contraria. E poi volevo dire un'altra cosa, volevo chiedere alla consigliera D'Ambrosi qual era il contenuto della mail che ha inviato in circoscrizione che riguardava la Duca d'Aosta, perché proprio adesso non mi ricordo con l'esattezza il contenuto. E un'altra cosa, noi adesso dobbiamo andare a piantare un albero nuovo nel cortile della Duca d'Aosta, adesso è possibile farlo, ma appunto quanto ci vorrà perché questo albero produca tanto ossigeno come gli alberi che abbiamo lì dietro? Perché non sentiamo anche esperti di alberi? Non li sentiamo esperti di alberi, esperti di regole, sì, e sentiamoli questi esperti, quindi ben venga l'informazione. Grazie. Se posso? Sì, prego D'Ambrosi, poi chiudiamo. Per quanto riguarda la mia mail con richieste di informazioni sulla Duca d'Aosta, era una richiesta ai tecnici di capire come poteva la Duca d'Aosta usufruire dell'entrata sulla via Frausin che viene utilizzata per la mensa durante i lavori. Quindi era una mera richiesta di specificazione di come avrebbero svolto i lavori. Grazie. Grazie. E se posso dire un'altra cosa, no? Allora, benissimo, adesso verrà sentita la dirigente della Duca d'Aosta che in questo momento è in reggenza quest'anno, quindi lei è lì per alcuni mesi. A me piacerebbe tanto che venissero sentiti gli insegnanti direttamente interessati, le segreterie, i genitori. Ricordiamo che l'istituto comprensivo su via Frausin ha il timore adesso di perdere iscritti. Cosa succederà? Che accorpano anche quella scuola? Perché non la sentono loro? I dirigenti sono lì per pochi mesi, no? E quindi magari non hanno così a cuore la struttura come chi la usa da anni. E so che è una cara persona l'attuale reggente dell'istituto comprensivo Bergamo, è una cara persona di cui ho tanta stima, quindi non è per questo, è perché effettivamente chi sta lì da anni ha una visione diversa, quindi sentiamo appunto le voci dal basso. Naturalmente poi è scontato che la gente perda fiducia nell'istituzione, non va più a votare, certo, perché dice cosa cambia? Vado, voto e poi le cose vanno così. Quindi è una questione importante, come diceva il consigliere Scripina, di democrazia questa di via Frausin. Certo, ascoltiamo i cittadini e le cittadine. Grazie.
Allora andiamo dalle mail dei cittadini. Buongiorno, mi chiamo Alessandro, per i San Giacomini ci sono molte cose ma molto più importanti, infatti basti vedere la scarsa presenza di persone o San Giacomini il giorno dell'abbattimento. Risse, delinquenza e degrado. Mi sembra che questa protesta sia cavalcata dai soliti che vogliono comandare a casa degli altri, per fortuna ha chiamato qualcuno che sa qualcosa dell'intera questione. Altra mail, ero consigliere circoscrizionale 2006-2011 con i cittadini per Trieste, Illy presidente. Già quella volta in circoscrizione si parlava del futuro dell'ex Pavan. Ecco, in mezzo c'è stato anche un mandato di Cosolini, centrosinistra, e quindi anche lui ha dormito fregandosene dell'area, bisogna avere il coraggio di dire la verità. Adesso Trieste si è trovata, le lascio replicare fra un attimo. Come no? Adesso Trieste si è trovata alla fine di questo percorso ormai segnato da anni, e soprattutto quando l'interlocutore è un muro di cemento diventa tutto sostanzialmente inutile e l'arroganza dell'amministrazione comunale è ormai sotto gli occhi di tutti. Anche in altri cantieri si è messa in cattiva luce. Auguri e buon lavoro ai San Giacomini, alla Presidente Novelle e ad adesso Trieste, scrive Marcello Corso, che si è rappresentato anche come ex consigliere. Prego. Grazie mille, grazie mille. Allora, tante cose non ricordo più effettivamente su cosa volevo ribattere su Cosolini, prima. Su Cosolini, come no, grazie mille. Sì, perché nel 2013 effettivamente è stato sistemato il campo, è stato creato un campo di paracadutismo nuovo nel 2013, quindi non sono tanti anni, sono 11 anni, no? E andiamo a distruggere quelle cose, quindi sì, certo si può fare sempre meglio, però non abbattiamo a proposito di questo, no? Abbiamo tanti esempi di strutture abbattute, la piscina, la Tripkovic, il tram fermo, si abbatte tutto e non si costruisce, cioè, quindi condivido anche le preoccupazioni del signore che diceva quanto tempo ci vorrà, che buttiamo giù e dopo non riusciamo a mettere in piedi le cose, insomma, quindi sì, occupiamoci di quello che c'è in piedi e sistemiamolo. Altra mail, partendo dal fatto che la verità sta sempre in mezzo, sarebbe opportuno che richieste, obiezioni, modifiche, informazioni, proteste siano documentate. I presidenti di circoscrizione dovrebbero poter contestare o avvalorare con cartelle alla mano ciò che viene detto, scrive Renata. Sì, grazie. Infatti abbiamo mandato una diffida, il comitato ha mandato una diffida il mercoledì, prima della settimana scorsa, e questa mattina io ho inviato una mail al sindaco di protesta spiegando le motivazioni al sindaco, all'assessora Lodi, all'assessore De Blasio della scuola e al direttore dei lavori, quindi sì, ci attendiamo adesso. Quindi percorriamo tutte le strade legali percorribili. Se i San Giacomini non volevano l'abbattimento sarebbero arrivati in massa, scrive un altro. Molto grave se il comune ha proposto un appuntamento con il comitato ma è servito solo per liberare il posto alla demolizione senza averli sentiti, oppure ho capito male, si chiede una telespettatrice. Sì. Voglio ricordare ancora una mail che l'Artistica 81 ha centinaia di iscritti, è una realtà importante per Trieste, non dimentichiamo che lavora per bambini e ragazzi che grazie alla società non si ritrovano buttati nei giardinetti a bighellonare. Invece ci suggerisce Cinzia. Altra mail con ormai non ci resta che sperare che un'altra zona di Trieste non resti come un cumulo di ruderi, vedi la fiera e la piscina, torniamo un po' anche come abbiamo sentito prima. Sono sempre Alessandro, permettetemi sentire dire che chi vuole l'abbattimento crei un comitato fa veramente ridere, siamo alle comiche. Ancora una mail, buongiorno Gulotta, volevo chiedere di avvisare prima quando invita la consigliera che è in studio perché mi va di traverso la colazione. Vabbè, adesso non esageriamo, insomma, anche per quelle che sono le opinioni personali, finché ognuno dice la sua è un conto, poi quando si trascende un po' sul resto, insomma, scadiamo un po' tutti, quindi insomma, va bene, comunque l'abbiamo letta, dai. Posso ritornare sull'appuntamento, appunto ci è dispiaciuto non fosse presente l'assessore il 28 febbraio quando eravamo messi d'accordo sull'appuntamento, e anche l'appuntamento precedente a quale faceva riferimento l'assessora, quella dell'anno scorso, si è venuta ma non c'era progetto ancora, no? Il progetto definitivo non c'era, quindi non abbiamo potuto parlare del progetto alla fine, il progetto non si è parlato mai, quindi siamo scavalcati in questo e legalmente non è concepibile. Una mail dice: io abito in via del Ponzianino e quando faccio le scale di via Scalinata fino a via Castaldi raccolgo le immondizie buttate, lasciate senza ritegno, non parlo poi delle deiezioni canine, quindi altra zona, altri problemi. Certo, ma insomma quello naturalmente dobbiamo lavorare sulla cittadinanza, che anche questo per cura dello spazio, no? E quindi sì, con le scuole e non solo, no? Sulla raccolta differenziata eccetera, e deiezioni canine, ma
insomma si tratta sempre di avere a cura il territorio che ci sta attorno. Se io sono arrabbiata col territorio che mi sta attorno, magari anche mi comporto peggio, no? Invece se io amo il mio territorio mi comporto meglio. Siamo arrivati praticamente alle 9, io ringrazio Michela Novel per essere stata con noi, praticamente la puntata è stata un po' monopolizzata da questo argomento di via Frausini. Immagino lei adesso andrà a dare un'occhiata, no? Sì, passo prima di andare a scuola, poi vado a scuola. Bene. Sì. Allora, buon lavoro. Grazie mille, grazie. Buona giornata grazie. a Salute Michela a tutti. Novel, ci vediamo tra poco dopo la pubblicità. Grazie. Nove e 3 minuti in compagnia di Alessandro Michelli di Forza Italia, ben trovato. Trovati, grazie per l'invito. Dunque, io approfitto anche della sua carica della con la FIPAV, con la Federazione della Pallavolo, e quindi la sua conoscenza degli impianti sportivi, dell'impiantistica in generale, di questo movimento, di come ci si sta organizzando. Adesso non la inserisco nel polverone di via Frausini, dell'ex Pavana, al netto del fatto che se ha piacere di dire 2 parole, insomma non c'è nessun problema. Però, tralasciando la polemica, la questione impianti sportivi a Trieste è sentita, ovvero sono tante società di tanti sport diversi, dal calcio alla scherma, passando per le arti marziali e gli sport d'acqua, che richiedono spazi, perché molti condividono gli stessi spazi nelle palestre a pallavolo, poi lei lo sa meglio di me, e quindi diciamo che quando si ragiona, indifferente dal luogo, adesso si parlava di San Giacomo, ma può essere dovunque, si ragiona della costruzione di un impianto sportivo, fa bene alle società, è corretto? Ma sicuramente è corretto, perché non dobbiamo dimenticarci che Trieste è una città particolarmente sportiva, per cui diciamo che si è puntato in tutti questi anni su una tipologia di impianti di alto livello, e su questo bisogna dire che li abbiamo. Però diciamo, la conformazione della nostra città ha fatto sì che nel corso degli anni quelle che erano le strutture che 30-40 anni fa probabilmente reggevano il movimento sportivo, oggi come oggi non riescono a supportarlo completamente. Per cui dire, ben venga sicuramente la palestra polifunzionale di San Giovanni, certo, che voglio dire, fra un anno più o meno dovrebbe essere pronta, che dovrebbe anche dare un po' di respiro. Quello che penso che oggi come oggi ci sia la necessità, quella di avere una visione che preveda una serie di strutture che non vedranno la luce fra 2 o 3 anni, ma che ci sia un programma di sviluppo che porti ad avere una serie di palestre funzionali, di impianti che siano rivolti, come diceva giustamente lei, al nuoto, più che, voglio dire, all'arrampicata, più che ad altri sport, perché obiettivamente bisogna dire che per fortuna la nostra città è una città assolutamente sportiva, e lo abbiamo visto anche nel periodo post-Covid, perché avevamo comunque dei numeri importanti sugli sport individuali, su quelli che si potevano fare in quel periodo. Adesso, da 1 anno, 2 anni a questa parte, vuol dire, io faccio parte anche della giunta del CONI, quindi i numeri li abbiamo visti di tutte le federazioni. Per fortuna il sistema non solo ha retto, ma diciamo che da questo punto di vista, anzi, abbiamo, e dico, continuo a sottolinearlo, per fortuna tanti giovani, e non solo giovani, che fanno l'attività sportiva nella nostra città. È un problema però di spazi, cioè di dove collocare questi impianti, perché Trieste come centro perlomeno è molto densa, no? Cioè non è che si ricava uno spazio per una piscina nuova così dall'oggi al domani, motivo per cui anche molti degli spazi che necessitano superfici e ampiezze notevoli sono o in Carso o comunque nell'altopiano, no? I campi da baseball, i campi da football, i campi, anche le grandi palestre da tennis, al netto di qualche campo anche urbano, sono tutti verso la zona esterna, no? Sì, molto probabilmente diciamo, andrebbe fatto, penso che questo sia una delle cose che
sicuramente si potrebbe andare a pensare a una, diciamo, a fare una visione d'insieme su quelle che sono i terreni oppure le aree che possono essere anche riqualificabili da questo punto di vista, quindi gestirle anche non solo dal punto di vista, per esempio, cambiare la destinazione d'uso, potrebbe essere una cosa anche riguardante alcune aree. La zona di Porto Vecchio oramai tutti vogliono mettere tutto in Porto Vecchio, cioè, quindi quella è una zona che, vuol dire, probabilmente avrà ancora degli spazi, ma non possiamo sovraffollarla, diciamo, di tutto e di più. Sicuramente il Carso è una delle aree più, vuol dire, più interessanti, ma ripeto, potrebbero esserci anche alcune aree che oggi hanno un'altra destinazione d'uso, ma che potrebbero eventualmente essere riqualificate. Una mail dice: buongiorno, la società artistica fanno una palestra nuova, ad altre non sistemano neanche l'ordinaria manutenzione, figuriarsi chiedere qualcos'altro. Figli di un dio minore, poi c'è, diciamo, chi lamenta un trattamento diverso da una disciplina all'altra, maggiore attenzione forse più per il calcio, meno per altri sport, anche con quelle che sono le manutenzioni o le opere di nuova costruzione di impianti. Magari ci arriviamo. Sentiamo la telefonata ora. Buongiorno. Pronto? Sì, prego. Sono Silvio Pacor. Buongiorno. Buongiorno. Oggi faccio il consigliere in 7ª circoscrizione. Sì. Ma per tanti anni sono stato consigliere a San Giacomo, oltretutto presidente dal 2001 al 2011. Per cui prima seguivo la storia del Pavan, sì, è una storia quarantennale, no? Allora già quella volta nel 2002, col mandato di Piazza 2, avevamo proposto la riqualificazione a favore delle scuole dei ragazzi di quella struttura fatiscente. Per cui quello che posso dire oggi è molto semplicemente che si faccia una ristrutturazione completa del sito e che poi tra comune, scuole e città sportiva si trovi una convenzione per l'utilizzo collettivo a favore dei ragazzi per attività agonistica e scolastica. Ecco, e questo penso che sia l'unica soluzione che può aspettare quella zona di Trieste dopo tanti anni di degrado, perché è inutile che mi vengano a dire che veniva utilizzata, c'era una gestione da parte dell'Ausar che poi è finita, tante volte passando per via Frausin vedo tutto chiuso, incatenato e degradato, sempre peggio, per cui è necessario intervenire, ecco. Ok, grazie Paco. Arrivederci. Grazie. Quindi la necessità anche in qualche modo, dice Pacor, di far mettere d'accordo un po' tutti, cioè una struttura che sia sportiva ma che abbia anche al suo interno modo di accogliere chi non pratica sport a livello agonistico e ha piacere di avere un punto di ritrovo. Può essere una nuova modalità dei nuovi impianti sportivi, Michelli? Ma il discorso della polifunzionalità secondo me è proprio questa, sì. Cioè, noi abbiamo bisogno di nuove location, nuovi siti, sia per quanto riguarda l'attività sportiva, ma perché no, l'attività sportiva viene fatta, o l'attività, voglio dire, di ginnastica viene fatta per esempio anche delle persone non più giovani, può essere un centro di aggregazione nella parte per gli studenti anche che magari poi fanno l'attività sportiva, quindi ricordo che non tanti anni fa, 2 o 3 anni fa, si era pensato anche ad una struttura polifunzionale in via Modiano che prevedesse tutta una serie di ambienti che possano essere gestiti anche per quanto riguarda la parte dello studio, da parte di studenti, vuol dire, che prima di fare l'attività, ripeto, sportiva potevano completare senza andare a casa la parte dello studio. Penso alla possibilità di avere qualche ambulatorio, vuol dire, medico, cioè vuol dire effettivamente quando si fanno delle strutture oggi come oggi bisogna pensare all'integrazione e all'uso sempre più importante per quanto riguarda il tempo da gestire, no? di questi impianti. Bisogna sfruttarli al massimo perché
Vero. Gli impianti oggi come oggi devono vivere dalle mattina alle 8 alle 10 di sera. Anche perché hanno costi fissi molto alti. Assolutamente. No? Il problema è, alla fine, cioè, perché diciamocela tutta, noi siamo una città che mediamente spende, per quanto riguarda la parte sportiva, diciamo, mi riferisco in questo caso soprattutto alle palestre, quelle che riguardano, non so, il basket o la pallavolo, spendiamo delle cifre che sono, diciamo, particolarmente basse. È vero, non abbiamo una grandissima offerta, ma oggi come oggi gestire un impianto sportivo non è cosa di poco conto. Quindi se si pensa a nuove costruzioni, a nuove location, bisogna anche pensare poi a fare tutta una serie di attività che all'interno creino l'equilibrio economico di una struttura, perché non si può pensare sempre che ci sia alla fine qualcuno che copre obiettivamente. Dire dei buchi è brutto, perché qua si fa comunque un'attività sociale, però ricordiamoci anche che le società sportive, un circolo ricreativo ha bisogno di entrate e poi deve avere purtroppo ha delle uscite, quindi bisogna cercare di far coincidere tutto. Ecco, le entrate sono rappresentate da quel lato commerciale, il classico bar della palestra, oppure sono attività extra, cioè affitto la palestra per il corso di X o per il corso di Y e quindi a questo punto io società che gestisco incasso e riesco a autofinanziarmi? Cioè questo è il concetto di cui volevo... Ma allora, diciamo che oggi come oggi il discorso è ancora molto più delicato di una volta, perché con la riforma del lavoro sportivo l'attività commerciale oggi è qualcosa che può essere un boomerang che ti torna contro, se non fatta, diciamo, come deve essere fatta dal punto di vista della legge. Io parlo oggi di una società che magari non ha la gestione dell'impianto, ma che comunque ha tutta una serie di costi per la propria attività, che si basa sulle quote che versano le famiglie, i giovani che fanno l'attività sportiva, che riescono, tra virgolette, ad avere alcune entrate dal punto di vista degli sponsor, di qualche persona vicina alla società che pensa e fai un po' il cosiddetto benefattore di queste società, e in questo modo il sistema, bene o male, regge oggi con molta più difficoltà, perché, ripeto, purtroppo, qua lo dico proprio in maniera chiara, la riforma del lavoro sportivo è una mannaia che è arrivata su milioni di persone che basano, tra virgolette, tutta la loro vita sul volontariato sportivo, e che quindi non poteva essere fatta per il sistema professionistico, ma studiata, verificata e fatta molto ma molto meglio, perché comunque qualcosa andava fatto, per la parte invece dilettantistica, dove invece è arrivata, e oggi dico che da quest'anno in poi sicuramente un po' ne pagheremo le conseguenze. Dopo approfondiamo, casomai. Dobbiamo andare in pubblicità, sono già le 9:15 passate, ci vediamo tra poco. Torniamo in diretta in compagnia di Alessandro Michelli di Forza Italia. Stavamo trattando il tema degli impianti sportivi, anche prendendo spunto da quella novità di oggi, cioè l'avvio dei lavori di abbattimento all'ex Pavan di via Frausin, che ieri avevano visto questo momento di protesta e quindi di anche interruzione dei lavori proprio di demolizione, che sono partiti invece questa mattina. Mi comunica Gianluca Paladin che la previsione di termine dell'abbattimento dovrebbe essere di 2 giorni.
si aspettano di finire dunque entro domani sera, poi tempistica può essere rispettata oppure si può slittare di 1 o 2 giorni, ma di fatto dovrebbe durare poco questa opera di demolizione. Michelli, guardando proprio i fondi PNRR, che sono quelli che finanziano l'impianto proprio di via Frausin, e anche quello di San Giovanni, se non ricordo male, ci sarà in futuro anche quella zona nel terrapieno di Barcola, che è ancora un progetto, non si è visto niente, non si sta parlando di affidi, di appalti o cose simili, però è un elemento in più per la città. Dopo Via Locchi, che sappiamo essere comunque privata, dove c'è l'imprenditore Summer, sono spazi in più però, cioè ne beneficiano tutti alla fine. Si paga per andare a giocare a padel, come lo si fa a Opicina, lo si farà anche in Via Locchi, non è che è gratuito, però è un'offerta in più. Mi pare di capire che c'è fame in questo momento di attività sportive. Ma c'è fame perché come dicevo prima la nostra città è una città che vuol dire, fa attività a tutte le età, quindi vuol dire, oggi giocare a padel è diventata più che una moda, è diventato un modo per fare e praticare uno sport, diciamo, semplice, perché può essere giocato, diciamo, un po' a tutti i livelli, diciamo, ecco, senza levare nulla a quelli che lo praticano a livello agonistico e più alto. Penso che non bisogna andare dietro sempre a quelle che sono le mode, però penso che c'è bisogno anche di andare a vedere quello che la gente oggi come oggi ha fatto, fa e probabilmente continuerà a fare. Quindi, cioè, diciamo, nel senso, gli sport anche, vuol dire, benvengano le attività nuove, ma benvengano anche, vuol dire, l'attenzione che deve esserci sempre verso sport di aggregazione e di gruppo, come possono essere, volevo dire, tante discipline, volevo dire, no? Dal rugby al calcio, alla pallanuoto, ai nostri sport come la pallavolo, pallamano, no? E pallanuoto. Vuol dire, penso all'importanza dell'atletica leggera, vuol dire, come altra attività, senza tralasciare nessun altro sport. Ecco, penso mi definisco obiettivamente dopo tanti anni un uomo di sport. Ho sempre pensato, anche nel periodo più difficile del Covid, che l'importante, al di là dello sport, volevo dire, che guidavo io, fosse quello di fare comunque attività sportiva. Per cui, ecco, da persona di questo mondo dico che dobbiamo guardare effettivamente un po' a tutti e cercare un po' dove siamo, no? Dove siamo carenti, ma penso che oggi come oggi si stia cominciando ad andare in quella direzione. Secondo lei, dove siamo carenti, secondo lei, come struttura? No, noi siamo carenti obiettivamente, sicuramente in palestra, in impianti. Io penso che noi avremmo bisogno di almeno due o tre impianti polifunzionali per essere, voglio dire, in una situazione normale. Perché attraverso adesso un lavoro che sta facendo l'assessore Lodi con gli uffici del Comune, si stanno verificando le possibilità di far entrare in alcune palestre, o di vedere in quali quelle palestre si possono far entrare degli spettatori, un po' di pubblico. Questa purtroppo è una carenza dovuta al sistema nostro, cioè vuol dire, noi abbiamo delle scuole che sono chiaramente con delle palestre all'interno e quindi strutture di un certo tipo che non prevedevano la presenza di pubblico. Oggi l'attività si fa lì e purtroppo le norme, che sono state giustamente anche sempre più di sicurezza, sempre più restrittive, non hanno consentito più l'accesso al pubblico. Oggi si sta cercando, no, di vedere con delle piccole migliorie di adeguarle, ma probabilmente nel corso degli anni, perché ripeto,
probabilmente non dovremmo aspettare gli anni di San Giovanni, ma dobbiamo aspettarci la bacchetta magica che nel giro di 1 o 2 anni si creino, no, delle nuove strutture. Io penso che, vuol dire, ecco, che ci sia quella necessità. Poi se vogliamo andare, abbiamo il campo, vuol dire, un campo della Triestina, un campo di allenamento della Triestina, là, sì, certo. vuol dire, potremmo, vuol dire, no, cancello aperto. Cioè, manca, è mancato un po' da sempre fondamentalmente a casa della Triestina come sede e come campo di allenamento, perché la sede è allo Stadio Rocco, poi però dopo dove si allena un po' in giro, no? Esatto, quindi non è unico, non è in un unico luogo come di solito vediamo in molte società, non tutte perché no, però in molte società professionistiche ma anche dilettantistiche. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno Gulotta, buongiorno a lei e al suo ospite. Buongiorno. Sì. Allora, buongiorno. Allora, io volevo dire una cosa, lei difatti ha sottolineato il costo che hanno oggigiorno le strutture e le società per lo sport. Io ricordo che l'Austria aveva fatto i recreatori per levare via i ragazzi dalla strada, oggigiorno dalla strada e anche da internet, però purtroppo le famiglie, non tutte le famiglie hanno la possibilità di pagare per fare i figli sport, e non parlo di padel o tennis o scherma o vela, parlo anche di atletica leggera. Per fare lo sport le famiglie devono sempre e comunque aprire i portafogli. Sì. Io credo che, so che è impossibile perché lei prima ha proprio posto il problema del costo delle società sportive, però oggigiorno con il periodo che stiamo passando sarebbe anche opportuno cercare di fare delle palestre gratuite con dei turni, perché i ragazzi proprio, anche se non ne hanno voglia, forse sarebbero, mi scusi l'intrigo di parole, invogliati a fare lo sport se le famiglie non dovessero fare proprio aprire il portafoglio, lo ripeto, per fare questa attività ai loro figli. Sì. Grazie. Grazie, dirò di più, aggiungo un elemento in più, così anche per dialogare con Michelli. L'ente pubblico che già fa qualcosa potrebbe contribuire di più per agevolare le famiglie alle iscrizioni sportive. C'è un abbattimento dei costi di iscrizione, se non sbaglio, attraverso poi la dichiarazione dei redditi si può avere un contributo che sia comunale o che sia regionale per le iscrizioni, per le iscrizioni sportive. Ecco, si può fare di più magari in questo per arrivare, non dico a canone zero, ma insomma a calmierarlo ancora di più. Ecco, a completamento di quello che stava dicendo, sicuramente sì, ci sono già delle agevolazioni previste che vanno verso, diciamo, famiglie che, voglio dire, non possono permettersi magari il pagamento di un canone così alto, quindi ci sono degli abbattimenti. Io penso, anzi ne sono sicuro, per aver testato con mano il fatto che alcune società sono in primis, voglio dire, attente alle situazioni, voglio dire, di difficoltà che in certi casi ci sono. Mi riferisco a, per dire, abbattimento del più del 50% della retta, al secondo iscritto della famiglia che paga praticamente un canone quasi, voglio dire, una retta quasi simbolica. Cioè, ecco, purtroppo devo dire, cioè, da persona che vive da questa parte, voglio dire, quindi con le problematiche, che voglio dire, tante volte, voglio dire, non possiamo più pensare che oggi come oggi lo Stato sia, o lo Stato, la Regione, l'ente pubblico sia l'unico sostegno che c'è per quanto riguarda l'attività, vuol dire, l'attività giovanile, l'attività sportiva. Probabilmente bisogna anche pensare che dagli sport più importanti arrivi qualcosa. Una volta, se vi ricordate, c'era il Totocalcio. Con il Totocalcio si finanziavano tantissimi sport perché era un'entrata incredibile che poi veniva
spalmata anche sulle varie discipline, sulle varie attività. Oggi come oggi questa entrata, vuol dire, non c'è più, lo Stato, no, gira praticamente a sport e salute le entrate, poi una parte va al CONI per quanto riguarda le preparazioni olimpiche e alle federazioni, vuol dire, alle federazioni nazionali, e poi a cascata tutto, vuol dire, va oggi come oggi alle, diciamo, nelle mani delle società. Le società, io penso che, vuol dire, tutti gli enti pubblici cercano di fare il possibile. Io devo anche assolutamente spendere, per esempio, alcune parole di ringraziamento nei confronti, per esempio, della nostra regione. La regione ha supportato lo sport in questi anni in maniera incredibile. Cioè, vuol dire, prima con quasi 6 milioni durante il periodo Covid, che è stato gestito attraverso il CONI e poi le federazioni sportive. Senza quell'aiuto, cioè, il sistema sportivo probabilmente oggi non avrebbe retto, e oggi ci troveremmo, voglio dire, a leccarci le ferite. Voglio dire. Poi ci sono stati tutta una serie di altri interventi. Dico che, voglio dire, non è che le amministrazioni non stanno, voglio dire, non stanno investendo, cioè, voglio dire, è un problema. È chiaro che la signora ha posto un problema serio, importante, vuol dire, perché far fare l'attività che una volta si faceva molto di più, no? Nei ricreatori e negli oratori, oggi forse un po' di meno, ma bisognerebbe probabilmente anche rinforzare l'attività, magari con qualche istruttore demandato in più, demandato in queste strutture che, vuol dire, sono un po' più aperte, voglio dire, certo, a tutti. Certo. Allora, dobbiamo andare nuovamente in pubblicità, interruzione di qualche minuto, torniamo tra poco. Bene, torniamo in diretta in attesa poi di Gianluca Paladin, che sarà col sindaco di Piazza tra non molto. Andiamo avanti leggendo alcune mail. Siamo in compagnia di Alessandro Michelli di Forza Italia con noi in studio. Grezzar, ristrutturazione per farlo diventare lo stadio per l'atletica, la pedana del lungo e il raggio delle curve non progettate per l'omologazione per il calcio del terreno che il settore dei lanci rovina in ogni caso. Negli anni, per dare spazio ad allenamenti di calcio, si è speso l'ira di Dio per la manutenzione, non si sono rispettate le regole per avere la pista come nuova. Ci sono studi per togliere spazi al lungo per avere misura del calcio a norma. Peccato, nei prossimi 10 anni l'Italia avrà Mattia Furlani ai vertici mondiali del salto in lungo, andrò a vederlo a Lignano, e stessa cosa il triestino di origine Wired nel getto del peso. Programmazione fatta con i piedi in osservanza delle regole, manutenzione creano disastri e sprechi di soldi. Quando si mettono assieme però due discipline che con questo caso si pestano i piedi, è difficile anche progettare una manutenzione, cioè il calcio ha delle esigenze, l'atletica ne ha altre, metterli assieme nello stesso impianto, comunque per quanto dopo ognuno debba dare del suo per in qualche modo andare incontro all'altra disciplina, un po' ci rimettono entrambe, no? Cioè il calcio ha questa commistione di persone e l'atletica ha bisogno di spazi e non può vedersi 22 persone che giocano, cioè questo è, no? Il fatto di Kelly. Ma sicuramente sì, il problema poi del manto erboso è un problema che riguarda anche una serie di attività. Io mi auguro che il progetto che c'è in piedi per quanto riguarda un centro sportivo e di allenamento della Triestina vada in porto. Quello di Muggia. Quello di Muggia, e quindi si possa automaticamente liberare quell'area e darne l'esatta ubicazione a quella che era originariamente, quindi un campo di uno stadio di atletica che possa svolgere anche tutte le attività e anche eventi come era
si pensava che poi potesse venire usato anche per eventi nazionali ed internazionali di un certo livello. Anche penso nell'atletica la nostra città, il nostro capoluogo può dimostrare di presentare anche una struttura, no? Una struttura adeguata, che sicuramente ha bisogno di ulteriori lavori, probabilmente, sicuramente sì, e come si diceva, obiettivamente le manutenzioni sono quelle che oggi come oggi incidono sui costi, vuol dire, del comune in primis. Sì, beh, sono costi alti. Allora abbiamo Gianluca Paladin, come anticipato, in compagnia del sindaco Roberto Di Piazza, direttamente nel suo studio. Andiamo allora a collegarci. Buongiorno di nuovo Gianluca. Buongiorno al sindaco Di Piazza e grazie che ci ha accolto nel suo ufficio. Sindaco, buongiorno. No, abbiamo un problema di linea. Gianluca, si è interrotta la comunicazione con te. Ok, si è ripristinata. Pensate, abbiamo preso 2 milioni e mezzo dal PPR, poi abbiamo preso 1 milione e mezzo, abbiamo messo noi, abbiamo 4 milioni, facciamo una palestra di basket, una palestra di pallavolo, ma dico, per i giovani lo sport non è tutto, è importantissimo. Allora sto dicendo, piuttosto ieri una signora mi fa: perché non mettiamo a posto questa bicocca e facciamo la sede della circoscrizione? Ma io penso ai giovani, io penso al futuro della città, dico il futuro della città sono i giovani, allora facciamoli giocare, facciamoli fare sport, educhiamoli bene. Io la vedo così, 4 milioni di euro abbiamo portato a casa. E loro dicono, alcuni cittadini, ci aspettavamo questo incontro con il comune e poi quasi a tradimento, ecco che partono i lavori, si sono sentiti un po' traditi. Sì, dopo 4 anni che stiamo lavorando su quel progetto è a tradimento oggi. Cioè dopo 4 anni che abbiamo progetto, approvazione, PNR, ma dico 4 anni che lavoriamo su questa cosa, mica un giorno, si sentono traditi di cosa? Perché la buttiamo giù? Sindaco, altri lavori che sono in cantiere in questo momento, novità anche in arrivo, la città come procede? Adesso abbiamo, scusa un attimo, la piscina terapeutica che ormai siamo nella fase finale, tutta quella zona cambia, va via il mercato ortofrutticolo, sapete che va dall'altra parte, parte il secondo scalone presto del Porto Vecchio, insomma è un momento di quelli da cogliere veramente, dico sotto il punto di vista dei lavori, e ringrazio l'assessore Lodi e i suoi collaboratori. Quindi ancora presto forse per tempistiche precise, però sull'acqua marina qualcosa si muove, siamo nella fase finale adesso. Guarda, c'è il progetto lì, siamo nella fase finale anche perché avevano fatto un progetto da 16 milioni, siamo riusciti a portarlo a 14, insomma ancora. E dopo, sai, ci sono tante cose da fare, guardo Piazza Unità, in che condizioni è, con quelle pietre sbagliate, e bisogna anche lì fare un coro. Però parliamo di mandato, cioè sì, cari concittadini, noi abbiamo un mandato di 5 anni e nei 5 anni bisogna fare le cose, non da oggi e domani sento le critiche, dico sempre chi sa fa, chi non sa parla, insomma questo è il motto dei nostri amici di sinistra. Infine le chiedo, immagino ovviamente faccia piacere l'interessamento anche per Porto Vecchio, Porto Vivo, anche a Cannes, poi i vostri progetti che li avete portati in giro per l'Europa, ci si può attendere investitori che possano accedere all'area e voler puntare su Trieste in questo senso? Guarda, la peculiarità è questa, Trieste ha 650.000 metri quadrati, 65 ettari al centro della città, non ce li ha nessuno al mondo sul mare. Quindi insomma possibilità ampie. Ha creato un interesse incredibile, c'erano gli arabi che strabuzzavano gli occhi davanti al nostro plastico, insomma sono quelle soddisfazioni. E poi guarda cosa avevamo adesso per le feste, ma avevamo il sold out addirittura in febbraio, insomma guardate cosa c'è di gente in giro, il giorno di Pasqua era meraviglioso, ma malgrado il brutto tempo. Va bene Sindaco, se Bernardo ha una domanda al volo poi io restituirei la linea. Bernardo, dimmi tu se vuoi dire qualcosa. Solo quello. Ah giusto, la ex fiera è vero, un'altra partita aperta, se ci sono novità. Ieri ero con Morena, ormai siamo nella fase finale, hanno presentato tutti gli atti, i privati hanno presentato tutti gli atti, adesso gli dobbiamo dare solo il permesso, non mi ricordo come si chiama la sigla, per abbattere tutto e dopo naturalmente loro hanno il progetto per
fare quello che devono fare. Quindi ultime fasi burocratiche, insomma. Sì, tutte legate ai privati, non all'amministrazione comunale. Grazie Sindaco di Piazza, buon lavoro. Buona giornata a voi e buon lavoro a voi. Grazie Bernardo, ti restituisco la linea, arrivederci. Grazie a Gianluca Paladin, grazie al Sindaco Roberto Di Piazza. Ha sentito, no? Si lavora anche su diversi aspetti della città, fra un cantiere e un altro. Abbiamo parlato anche prima noi con lei Michelli della zona di Barcola, la futura cittadella che sorgerà. Una mail poco fa diceva e Piazza Carlo Alberto come spazio, no? Quindi in questo contesto facciamo ricadere sia gli impianti sportivi, come dire, privati, le società, ma anche quelli che sono gli spazi pubblici, che sono sempre più richiesti, dopo il Covid ancora di più. Piazza Carlo Alberto è un esempio, dove c'è un campetto da calcio, uno da basket, ci sono i giochi dei bambini, adesso c'è anche la ristrutturazione della Gloriette, quindi si rimette mano anche al problema della sicurezza. È importante creare spazi di questo tipo. Ecco, ha detto una cosa, voglio dire, estremamente giusta. C'è anche il discorso della sicurezza, perché vuol dire, sicuramente bisogna creare questi spazi, perché sono spazi di aggregazione per i nostri giovani, per i giovani in generale. Dobbiamo essere attenti e consapevoli che oggi come oggi i tempi sono cambiati e purtroppo quello che si crea facilmente da un giorno all'altro si distrugge. Per cui dire, c'era probabilmente un po' di tempo fa c'era un senso civico molto più elevato. Oggi non voglio entrare nei particolari, ma questo senso civico probabilmente è venuto meno e oggi bisogna anche stare molto, voglio dire, sul chi vive per quanto riguarda la sicurezza da tutti i punti di vista, sto dicendo anche dal punto di vista, voglio dire, di chi frequenta quei luoghi, dal punto di vista del mantenimento, e poi è chiaro che ben vengano, io sono assolutamente un fautore di questi spazi all'aperto dove si possa fare anche dell'attività sportiva normale, sì, per i classici, sì, come c'erano una volta, ce n'erano tanti di campetti, vuol dire, dove si poteva fare un po' qualsiasi tipo di attività, un po' di attività di ginnastica, aerobica, il canestro per giocare a basket, esatto, vuol dire, c'erano tirate delle reti da qualche parte perché magari si potesse giocare indifferente, voglio dire, quello che vuol dire poter giocare partita a calcetto, sì, no? Sì, ecco, sì, quindi vuol dire assolutamente favorevole, ben venga, ecco, c'è bisogno che qualcuno poi, perché è sempre la parte pubblica poi che deve continuare a controllare che tutto poi non venga, voglio dire, danneggiato in un attimo, perché sennò ricominciamo poi a fare tutti i lavori a una spesa, a una spesa, ma soprattutto è qualcosa che incide, voglio dire, negativamente. È la cosa più brutta vedere un impianto, certo, no, fatto per socializzare, per fare attività e magari, tra virgolette, devastato da persone che vuol dire che hanno ben altri interessi. Una mail dice: la struttura di Viale Miramare ospitava la Serie A di hockey a rotelle, contemporaneamente si giocava a basket e si faceva pattinaggio con relativi campionati di esibizioni dopo lavoro ferroviario. Ora si gioca solo a calcetto, perché certe strutture non possono ospitare più di uno sport? Questa è una sfida del domani, modulare i luoghi che siano, molto spesso si fa con le palestre chiaramente, però anche altri che possano ospitare più sport, proprio per le necessità di incastrare in determinati spazi più attività. Sì, ma l'abbiamo detto, no? Cioè, sì, oggi come oggi c'è la necessità di impianti polifunzionali, esatto, che possano essere votati ad ospitare sicuramente più discipline. Se dovessimo guardare a cosa manca del tutto a Trieste, sempre sotto il profilo delle attività sportive, c'è qualcosa che proprio non c'è? A parte un bowling, che magari non è proprio uno sport, magari lo intendiamo più come un passatempo, senza voler male agli amanti del bowling, io sono uno di quelli. Però, cioè, se dovessimo scegliere qualcosa che non c'è, forse il beach volley. Non abbiamo la sabbia. Ma allora devo dire una cosa. Si può fare indoor. No, devo dire una cosa. Parliamo di città grandi, sì, ma vuol dire Milano non ha il mare.
Certo. Però voglio dire, di strutture per esempio di beach volley dove si può giocare, vuol dire, anche a beach tennis, sì, a calcio, sì. cioè vuol dire a rugby, vuol dire, non ci sono. E pensare che ci sono strutture anche al coperto, ci sono delle strutture di questo sport sulla sabbia che sono in mezzo, vuol dire, al Friuli, e che hanno anche, no, un campo coperto per l'inverno dove vengono praticate tutte questi tipi di attività. Ecco, questa è sicuramente, voglio dire, come dire, è un in più. Ecco, è un po' un in più, certo, però che effettivamente, vuol dire, per essere una città di mare, noi la roccia abbiamo e quindi, vuol dire, quello si fa, però ecco, è un qualcosa che manca. Sicuramente Trieste va forte sugli sport di mare, la vela, assolutamente, il canottaggio, cioè. La canoa, tutti gli sport di mare. Adesso è inutile che gli elenco, farei torto a qualcuno, ho fatto solo degli esempi. Sentiamo una telefonata, buongiorno. C'è nessuno? Buongiorno? No. Prima abbiamo sentito parlare anche il sindaco del turismo, Pasquetta, tutto esaurito. È una città questa che sta sempre di più riscoprendo un turismo in crescita, già prima della pandemia, dopo si è bloccato tutto per giocoforza, ma era in crescita negli anni 17, 18, 19, sempre dati sempre migliori, anche colloquiando con le categorie hanno detto che quest'anno è previsto un altro numero, altri record che possono essere superati. Rimane però in qualche modo un inghippo. Sembra quasi che stia esplodendo in mano alla città un turismo su cui potrebbe non essere sempre preparato il tessuto cittadino, non soltanto i residenti, ma soprattutto le strutture, le vie, i posteggi, l'accettazione alberghiera. Cioè bisogna in qualche modo correre dietro a questa grande esplosione del turismo. Lei come la vede, Michele? Allora, innanzitutto questa mutazione del turismo, che era un turismo assolutamente prettamente di passaggio, dove probabilmente ci si fermava forse un giorno, probabilmente andando in Istria o in Croazia. Oggi come oggi la nostra città obiettivamente ha un grosso appeal. C'è stato anche, io penso all'effetto croceristico, non è solo un effetto croceristico dovuto alla fermata, alla discesa di Venezia e poi alla ripartenza, ma okay, c'è probabilmente il fatto anche che tante persone in quella giornata, mezza giornata, una giornata e mezza, scoprono una città e poi ritornano, ne parlano, ma magari ritornano per starci 2 o 3 giorni, perché Trieste è diventata una città piacevole. Non è una città immensa, però vuol dire, attraverso la nostra città si raggiunge per esempio anche alcune altre zone come il Coglio, come vuol dire zone interessanti del nostro, che fanno parte alla fine del nostro entroterra. Quindi quando lei giustamente diceva è pronta la città, probabilmente nel senso che le strutture alberghiere avranno la necessità, no, di crescere e anche di trovare nuovi partner. Mi sembra che ci siano anche dei nuovi progetti in corso per la creazione di nuove strutture alberghiere. L'importante è cercare anche di espandere quel famoso tessuto, no? Tessuto turistico, un po' che vada oltre al discorso delle rive o del centro cittadino. Chiaro. Io penso sempre alla zona, per esempio al mercato coperto. Il mercato coperto è una struttura per me meravigliosa, che potrebbe essere, so che se ne era parlato varie volte, che potrebbe essere riqualificato proprio come un mercato delle attività, oltre che
locali, voglio dire, delle tipicità dei nostri territori, sia per quanto riguarda, non so... Però ci hanno provato in tanti col mercato coperto, Sì. poi non è mai andato a buon fine. Cioè, sembra Sì. quasi ci sia una sorta di maledizione dietro a quel posto. Sarà l'ubicazione, via Carducci comunque è in pieno centro. Assolutamente, però è a è 3 minuti da Piazza Goldoni. Forse poco pubblicizzata, forse poco Sì, accessibile. ma non lo so. probabilmente, C'è qualcosa ecco, che non va comunque. Allora, bisogna sempre pensare a chi c'è dentro da tanti anni e lavora Sì, lì, no, quindi chiaro, il massimo rispetto per chi c'è. Assolutamente. Però vuol dire, andare, se uno va a vedere New York, va a vedere Chelsea Market per esempio, che è una struttura di questo genere, dove ci sono tanti tipi di, non so, nel piano terra ci sono tanti tipi di ristorantini, vuol dire con varie caratteristiche, poi ci sono i locali che vendono, no, cose tipiche del territorio, vuol dire, lì insomma ne hanno a bizzeffe, ma anche noi ne possiamo avere, no? Vuol dire, se allarghiamo un po' il confine, diciamo. È una struttura che probabilmente, ecco, vuol dire, è sottoutilizzata e già, vuol dire, sposterebbe anche un po' l'asse del turista ad andare un po' più in là, a parte, voglio dire, la visita, no? In questo caso a musei che magari sono da un'altra parte. Ecco, anche la scelta di 2 musei in via Cumano è un modo per delocalizzare anche il turista, dirgli c'è il museo lì e devi andare dalla parte opposta rispetto magari alla zona centrale di Piazza della Borsa. Sì, io devo dire però che su una cosa penso che qua siamo tutti d'accordo, che Trieste ha un sistema di trasporto pubblico eccezionale. Sì, quello no. Cioè, penso che poche, io ne ho girato come probabilmente lei, vuol dire, delle città in Italia, ma penso che raramente si sia trovato un trasporto pubblico così efficace e così presente come quello che abbiamo, per fortuna. Ecco, è ampiamente riconosciuto. Una mail dice: buongiorno, Trieste ha anche 2 piscine olimpioniche, però quella all'aperto viene utilizzata 3 mesi all'anno, magari si potrebbe pensare di creare una copertura per poterla utilizzare anche d'inverno, scrive Grazia. Ed era un'idea già avanzata. So che c'è qualcosa, c'è qualcosa, ma dire, sempre nell'ambito, mi sembra privato, senza far nomi e cognomi, ma vuol dire che ci sia quella possibilità e quell'idea, perché obiettivamente avere una struttura da utilizzare per tutto l'anno rispetto ai 3 mesi estivi, ecco, sicuramente vuol dire sarebbe un vantaggio per la città. Poi anche le altre piscine riescono ad assolvere comunque le esigenze tra San Giovanni ed Altura di chi ha bisogno di calarsi in acqua. Manca l'acqua marina, che è anche più terapeutica, che è ludica, anzi non lo è proprio terapeutica e poi anche, diciamo, di relax, ed è forse l'elemento mancante in questo quadro nautico, no? Per quanto riguarda l'acqua, fondamentalmente, polinatatori. Sì, è indubbio che manchi, sicuramente tutte le cose che si sono succedute nel corso del tempo, anche dal punto di vista amministrativo burocratico, non hanno facilitato il sequestro, vuol dire, per l'indagine. Non ha sicuramente, vuol dire, che ha i suoi tempi, cioè vuol dire, perché qua ci dimentichiamo che c'era un'indagine molto attenta anche per quanto riguarda la magistratura, e quindi tutto probabilmente ha dilatato. Sì, io dico si può sempre fare meglio, però vuol dire chi fa, tra virgolette, qualche volta sbaglia, sì, chi non fa, vuol dire, non sbaglia mai. Non sbaglia mai. Sarà veramente il Portovecchio l'asse di sviluppo della città, secondo lei? Ma Portovecchio è il principale asse. Io penso che oggi come oggi un importante asse sia anche il trasporto ferroviario. Noi abbiamo la necessità di fare dei collegamenti più rapidi e più veloci. Abbiamo avuto, tra virgolette, un po' una lungimiranza di creare un collegamento con Trieste Airport, anche dal punto di vista del treno, che è una cosa bellissima, però obiettivamente arrivare a Venezia, arrivare a Mestre,
con queste tempistiche, oggi come oggi, vuol dire, è obsoleto. Sì, è obsoleto e questo è un punto, vuol dire, sul quale probabilmente anche attraverso, penso al PNRR, si possa giungere, diciamo, a una soluzione che non arriverà domani, ma che dobbiamo, e sicuramente ci sarà chi oggi ci sta già lavorando e pensando. Grazie ad Alessandro Michelli di Forza Italia che è stato con noi questa mattina, buona giornata e buon lavoro. Altrettanto a voi, grazie per l'invito. Ci fermiamo qui, grazie a tutti per averci seguiti, arrivederci, buona giornata.